Buongiorno a tutti e benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio Francesco Bussani, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Muggia, e Pierpaolo Roberti, assessore regionale alla sicurezza. Quindi se vorrete fare le vostre segnalazioni o dialogare con loro potrete farlo come sempre qui alla nostra trasmissione, telefonandoci in diretta oppure scrivendoci una mail al consueto indirizzo. Avremo naturalmente anche la nostra rassegna stampa del mattino, ma cominciamo subito con le previsioni del tempo e andiamo a vedere il sito dell'Osmerarpa regionale. Allora, vediamo che oggi, martedì 24 giugno, su pianura e costa c'è cielo sereno, sulla zona montana poco nuvoloso e venti di brezza. Questa è la previsione per la giornata di oggi, abbastanza semplice e lineare. Mentre per domani, mercoledì 25 giugno, vediamo che ancora su pianura e costa cielo sereno con caldo afoso, sulla zona montana poco nuvoloso, venti di brezza. E ancora la tendenza per giovedì 26, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio cielo variabile sulle zone montane con possibili rovesci o temporali che verso sera potranno estendersi alla pianura e con minor probabilità sulla costa. Venti di brezza, temperature elevate con caldo afoso su pianura e costa, e questa poi la tendenza ancora per venerdì 27 con cielo ancora sereno e caldo afoso sulla zona montana, poco nuvoloso e venti di brezza. Questa è la situazione, il quadro meteo secondo l'Osmerarpa regionale. Allora andiamo a vedere le prime pagine dei giornali che sono oggi in edicola. Allora vediamo il piccolo di oggi, martedì 24 giugno, Molo ottavo si parte, pronto nel 2028, presentato il progetto del nuovo terminal, investimento di 315 milioni, capacità di 12 treni al giorno, fondali adatti a maxi porta container, previsti 2650 posti di lavoro, il progetto più atteso per la logistica del Friuli Venezia Giulia. Ancora vediamo il caso, gli strappano lo zaino, 1.000 euro per riaverlo, gli hanno rubato lo zaino con documenti chiavi del negozio e incasso, ma non bastava. Andremo a vedere nelle pagine interne. Poi droni sulle rive a 40 anni dallo show di Michael Jordan, show di droni ieri sera per i 40 anni della Stefanel Trieste, Juve Caserta con Michael Jordan. Vediamo le notizie della regione, patto per la fiducia a Fedriga, depositata la mozione del centrodestra, sarà presidente e arbitro. Università in partenza, 4 nuovi corsi. Poi ancora rappresaglia dell'Iran contro le basi USA nel Qatar e in Iraq. Doha era stata avvisata, a livello di massima allerta Trump nella Situation Room, questo per quanto riguarda la guerra nel Medio Oriente. Qui vediamo in prima pagina, sempre per il piccolo di Trieste, il caso Resino, vicino aula il duello nel nome di Lilli. Sterpin ascoltato in sede di incidente probatorio, il botta e risposta con Visintin fuori dal tribunale. Qui vediamo appunto Sebastiano Visintin al suo arrivo in bicicletta davanti al tribunale. Pomodoro, gigante della scultura, il lutto appunto ci ha lasciato Arnaldo Pomodoro all'età di 98 anni. Vediamo il piccolo di Gorizia Monfalcone, sempre i medesimi titoli della edizione triestina per quanto riguarda il porto, ma vediamo che c'è anche la frenata, taser ai vigili, sperimentazione congelata a Monfalcone, Roma equipara il taser a un'arma, serve un cambio del regolamento in consiglio. E poi lo storico presidente, Medeot lascia la Fidas Isontina, donazioni, serve di più. E anche qui naturalmente il caso Resinovic che riguarda anche l'Isontino, però vediamo che il festival Safety Love a Gorizia va in scena, concerti a Casarossa, il test è ok. Andiamo ancora avanti con gli altri giornali, poi torneremo sul piccolo per gli approfondimenti, ma diamo una carrellata proprio delle prime pagine. Allora, qui vediamo Trump intesa per la tregua sul Corriere della Sera, guerra in Medio Oriente, Israele bombarda Teheran, missili iraniani sulle basi USA, ora il cessate il fuoco. Armi nucleare che
cosa resta, il dossier degli arsenali e Putin si limita a fare gli auguri, la linea del Cremlino, chi può dare la spallata, il cambio di regime, crolla il prezzo del petrolio, le reazioni dei mercati. Vediamo le mosse da reality, il commento di Massimo Gaggi, poi ancora pregiudizi e interessi tra gli altri commenti. Anche qui in prima pagina Resinovic, l'amico, coinvolte più persone, il delitto di Trieste, le parole ai PM. Poi ancora Meloni, un sì all'America solo con l'ok delle Camere, in aula la Premier e l'uso dei presidi in Italia. Per quanto riguarda invece la guerra, appunto, la spaccatura sul gas russo tra 5 Stelle e PD. Vediamo ancora la cordata, il volo e papà che moriva, Dolomiti, il figlio ha provato a reggerlo, un caso di cronaca. Andiamo ancora a vedere sempre sul Corriere della Sera l'addio a 98 anni, Arnaldo Pomodoro, lo scultore delle piazze, e poi nati dal Covid i 7 album inediti di Bruce Springsteen. Andiamo a vedere altri quotidiani che sono in edicola oggi. Allora vediamo La Repubblica, Trump tregua di 12 ore. L'annuncio a sorpresa del Presidente, raggiunto l'accordo tra Israele e Iran, il mondo saluterà la fine del conflitto, svolta dopo il lancio telefonato di missili contro la base militare USA in Qatar. Questa è la situazione, vediamo da Kiev a Fordo è un'unica grande guerra. Troppo assuefatti e la bomba diventa normale, sono i commenti appunto che troviamo oggi sulla Repubblica. L'attacco di Israele su Teheran, colpiti i simboli del regime. Macron, raid illegittimi, NATO, lite Rutte Sanchez. Meloni, se l'America chiede, deciderà il Parlamento, l'abbiamo già visto sul Corriere. Ancora allarme a Venezia per le nozze di Bezos, la rinuncia agli yacht. La Stampa, Iran, trattative tra le bombe, Teheran colpisce le basi USA in Qatar, Doha avvisata prima, nella notte Trump annuncia tregua con Israele per 12 ore, poi la pace. Via il vertice NATO, il presidente americano, l'Europa divisi su regime, change e spese per la difesa, i leader di Bruxelles tutti facciano un passo indietro. La matrioshka, il ministro degli esteri iraniano da Putin, ma il Cremlino è per la linea del negoziato. Arnaldo Pomodoro, scultore d'amore che si ispirava a Storia e Spazio, qui il personaggio. Ancora Meloni, basi italiane, decide il Parlamento. Vediamo il Fatto Quotidiano, Meloni non condanna i raid e si allinea sul 5%, scontro con le opposizioni alla Camera, e poi sempre più in guerra, forze NATO a Hormuz, documento italiano, in caso di blocco dello stretto e l'Iran attacca gli USA, risposta telefonata, missili senza danni su basi in Qatar, Khamenei, non facciamo male a nessuno. Il Giornale, guerra anche nella sinistra, opposizione divisa dalle emozioni, PD contro Israele, 5 Stelle flirta con Putin e Macron sta con gli ayatollah. Meloni, priorità il cessate il fuoco a Gaza e la ripresa dei negoziati sull'Iran. Vediamo l'intervista allo sfogo del super manager, odio il politicamente corretto, Claudio Descalzi, da 11 anni amministratore delegato di Eni. Vediamo l'analisi, Schlein vuole scaricare l'alleato Giuseppi, io non faccio l'ultra, ancora missili iraniani sulle basi USA, Trump grazie di averci avvisato, ora voglio la pace. Vediamo Libero, i petardi degli ayatollah, Trump svela il bluff iraniano, missili sulle basi USA nel Golfo, niente morti né danni, i media, sceneggiata concordata, Donald grazie per averci avvisato, ora la pace, le borse salgono, il greggio scende, scontro alla Camera su Casabianca e fondi NATO, la sinistra strilla, poi si spacca in 5. Vediamo ancora l'imam che predica contro gli occidentali, un estremista a Bologna. Poi ancora sacerdote propala a Sorrento, il parroco che indossa la bandiera di Gaza. Il Sole 24 Ore, Iran, attacco annunciato a una base degli USA in Qatar, raid di Israele su Teheran.
Iran, poi la svolta di Trump, ora la pace. Fondi pensione e investimenti in Italia a quota 19,3%. E ancora Stellantis, 3 italiani al fianco di Filosa nel team di vertice. Vediamo ancora il Domani, la piccola vendetta dell'Iran, il mondo in ansia per l'escalation. Meloni, se gli Stati Uniti ci chiedono l'uso delle basi ci sarà un passaggio parlamentare. Gli Ayatollah lanciano missili sulle basi militari USA in Qatar, ma avvertono prima per evitare vittime, nessun morto. Trump ora deve decidere se fermarsi o spingere per un regime change. L'ira di Mosca. Vediamo lite sul fine vita, ancora sempre sul Domani. Solo chi ha i soldi muore con dignità. Oggi la proposta di legge va in Senato. Allora, vediamo ancora, torniamo sul piccolo, il piccolo di Trieste, eccolo qui per vedere appunto gli scenari, certo internazionali. Vediamo l'ira degli Ayatollah sulla base USA in Qatar, missili intercettati dopo 48 ore dall'operazione Martello di mezzanotte, l'attacco iraniano contro il sito di Al-Udeid. Washington e Doha informati, una rappresaglia misurata. Trump evoca il cambio di regime, il tycoon apre ma gli alleati frenano. Bombardati Evin e Pasdaran, Israele attacca il cuore del potere. Nostri ispettori nei siti, la IEA in pressing sull'Iran. Putin riceve l'emissario di Teheran, l'obiettivo una soluzione negoziata. E ancora Meloni in aula, non lascio l'Italia in difesa, sia il 5% del PIL. La Premier, l'uso delle basi solo con l'ok delle Camere. Schlein e Conte dica che non entreremo in guerra. I preoccupati equilibrismi della Premier e il commento di Carlo Bertini, sempre sul piccolo. Scontro Rutte e Sanchez sulle spese per la NATO. Madrid non ha deroga. Poi ancora gli 007 ucraini, sventato un attentato a Zelensky in Polonia. Le borse stanno alla finestra, nervosismo ma niente panico, le conseguenze finanziarie di quello che sta accadendo. E qui siamo al porto di Trieste, vediamo accelera il piano di riqualificazione, Molo ottavo pronto a fine 2028, ecco come sarà. Qui c'è l'immagine, la fotografia del piano, proprio del progetto che abbiamo visto anche noi nel nostro servizio. Allora rivediamolo insieme. Il progetto del nuovo Molo ottavo del porto di Trieste entra nel vivo con la fase del dibattito pubblico che scatta oggi. Previsto dal Codice degli Appalti, obbligatorio per investimenti sopra i 200 milioni, lo strumento si applica per la prima volta in Regione per un'opera che vale complessivamente quasi 316 milioni di euro, 207 coperti da fondi pubblici e 109 da privati. Questa è una pillola di ottimismo che noi abbiamo nel nostro porto, e gli operatori, non solo quelli del porto, ma anche le industrie e gli operatori economici della regione Friuli-Venezia Giulia avranno una risposta. Il dibattito pubblico dà la possibilità a enti, istituzioni, associazioni, ma anche a singoli cittadini di intervenire con proposte e osservazioni per consentire di migliorare il progetto, in questo caso proposto dalla stessa autorità portuale con HALA, Logistica Giuliana e ICOP. Sì, questa è una procedura prevista appunto dal Codice degli Appalti, e in pratica si svolge con degli incontri pubblici e anche con degli incontri tecnici, però i cittadini sono invitati a presenziare questi incontri pubblici, saranno 4 nel corso di un mese. E poi un altro modo per partecipare è appunto quello di produrre eventuali documenti, memorie, proposte o osservazioni o contributi vari anche in forma scritta. La cosa interessante è che appunto questa procedura non dura molto, nel senso che farà in 60 giorni raccoglie tutte le osservazioni che vengono dal territorio da parte di vari soggetti, appunto anche dei cittadini singoli o da gruppi organizzati, e porterà appunto alla realizzazione di una relazione finale in cui tutti questi contributi saranno appunto presi in considerazione. Il nuovo terminal container, una volta realizzato, avrà una capacità di movimentare fino a 1,6 milioni di TEU l'anno e sarà dotato di tecnologie avanzate.
E allora torniamo ancora sul piccolo per vedere anche quello che ha detto il commissario straordinario Gurrieri, fra poco lo sentiremo anche noi. Gurrieri, quest'opera ci regala ottimismo, l'abbiamo già sentito, lo stretto di Hormuz è un problema per tutti, gli abbiamo chiesto appunto riflessi possibili sul porto di Trieste della crisi in Iran. Il commissario glissa però sulle turbolenze legate al caso Torbianelli e assicura siamo pronti a fronteggiare le crisi internazionali. Allora andiamo a rivedere e a risentire l'intervista. Quali invece potrebbero essere le ripercussioni della crisi adesso con l'Iran sul porto di Trieste? Diciamo che speriamo proprio che non peggiori, perché se ci chiudono il corridoio, quello sbagliato, insomma, ecco perché siamo attenti e siamo particolarmente attenti, devo dire, a tutte le dinamiche che si stanno svolgendo per avere la soluzione A, B o C, perché non c'è una sola soluzione, perché si chiude Hormuz è un problema. Però non è un problema soltanto per Trieste, è un problema per tutti. Io mi auguro che le cose si risolvano pacificamente il più presto possibile e noi diciamo già siamo stati resilienti anche quando si era chiuso il canale di Suez per il problema degli Houthi, cioè noi siamo in continuo movimento e dobbiamo essere attenti ad essere in continuo movimento mentale e dinamico, commerciale, in ogni senso e operativo per creare gli antidoti. Questo è. Così il commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale Antonio Gurrieri, rispondendo sulle conseguenze della guerra in Iran sul porto di Trieste. Secca invece la replica sul caso della rimozione dell'ex segretario generale dell'Authority Torbianelli. No, non ci sono novità, perché io sono silenzioso perché faccio gli interessi del porto e quindi noi non possiamo parlare di altre cose oggi. Può darsi che domani sì, ma oggi no. Allora, queste le parole appunto del commissario straordinario dell'autorità portuale. Andiamo ora a vedere ancora il giornale. Dalle geoscienze all'integrazione, 4 nuovi corsi all'Università di Trieste, immatricolazioni aperte per il 25-26. Fra le novità il raddoppio di igiene dentale anche a Pordenone. E arriva l'indirizzo focalizzato sulla innovazione nella riabilitazione. Queste alcune delle novità appunto nell'Università di Trieste. Ancora la campagna 5 per 1000, un sostegno al valore aggiunto. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono l'ispettore capo Lionello Schillani. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, quali sono le novità di questa mattina, se ci sono insomma delle segnalazioni e la situazione? Allora, innanzitutto la notte è trascorsa tranquilla, interventi di routine, non ho nulla da riferire da questo punto di vista. Attualmente il traffico è scorrevole, abbastanza scarso, siamo all'inizio della giornata, quindi andrà via via aumentando, ma non possiamo, come dico, prevedere eventualmente picchi o intasamenti. Quello che possiamo prevedere è dei rallentamenti in zona Viale Miramare. Ieri pomeriggio ha causato qualche piccolo intasamento, siamo all'altezza di Città San Mare, c'è uno scavo per un cedimento della rete idrica, della condotta idrica, quindi hanno fatto uno scavo abbastanza importante e quindi c'è un senso unico alternato regolato da movieri, quindi si crea purtroppo dei rallentamenti anche perché la zona è molto trafficata visto le giornate e le persone che si recano nel lungomare di Barcola, quindi fare attenzione, un po' di pazienza, c'è questa problematica in Viale Miramare. Poi questa mattina, come altre segnalazioni, c'è la festa della Guardia della Finanza, quindi ore 10 siamo via Fiamme Gialle, quindi tra Campirisi e Passeggio Sant'Andrea potrebbe esserci dei rallentamenti per l'arrivo delle autorità e dei partecipanti e per il deflusso più tardi, che anche qui potrebbe esserci dei rallentamenti, ma nulla di tale, comunque saremo sul posto per la viabilità. Per quanto riguarda invece ordinanze lavori o divieti, ricordo che è ancora interdetta l'area di sosta della stazione marittima, quindi riduzione dell'area di parcheggi zona rive, piazzale Marina Italia, per la presenza appunto delle navi a crociera, quindi riduzione dell'area di sosta. Inoltre fare attenzione, viale della rimembranza, siamo zona San Giusto, sono stati posti dei vieti lungo tutto il viale della rimembranza, il largo omonimo, quindi siamo zona San Giusto, detto sotto il castello
Tommaso Grossi a sinistra per capirsi, Sì. dove naturalmente per l'accesso dei mezzi per l'allestimento di Trieste Estate presso il Castello San Giusto devono passare dei mezzi di grosse dimensioni, quindi dovremo sgombare la via e questi divieti resteranno attivi per quasi tutta l'estate, quindi fare attenzione chi usa parcheggiare la macchina a San Giusto. Ricordo ancora in serata sempre presente il Trische e quindi l'inversione in senso di marcia sulla via Marchesetti con il senso unico a scendere fino alla via dei 1000, quindi fare attenzione dalle 20 alle 24. E ultima cosa, ricordo ancora la segnaletica notturna, ribadiamo appunto di fare attenzione al cantiere e a dove si parcheggia le macchine, soprattutto in orario serale. Le ditte opereranno lungo la via Rossetti, via La Marmora, zona Valmaura, Ratto della Pila, via Palatucci e la zona di Servola, quindi fare attenzione in queste zone, soprattutto al cantiere, gli operai che lavorano di notte. Altre cose al momento da riferire non abbiamo interventi in atto degni di nota, quindi restituirei la linea. Grazie, buona giornata e buon lavoro a lei e ai colleghi. Grazie anche a lei, una buona giornata a tutti. Buona giornata. Noi andiamo avanti a leggere il piccolo e a vedere le notizie della politica invece regionale. Allora diamo un'occhiata al giornale, vediamo che Fedriga, garante arbitro e maggior condivisione, ecco la mozione di fiducia, l'avevamo annunciata già tempo fa. Il documento depositato in Consiglio sarà discusso domani e votato martedì 1 luglio. Nel testo riferimento al ruolo del governatore e le linee guida per ciascun assessorato. L'ultima firma in ordine di tempo apposta ieri pomeriggio poco prima delle 17 è stata quella del capogruppo di Fratelli d'Italia Claudio Giacomelli, un autografo affiancato a quelli dei colleghi Antonio Calligaris della Lega, Mauro Di Berte della lista Fedriga e Andrea Cabibbo di Forza Italia. È stata depositata ieri sera negli uffici della Presidenza del Consiglio regionale la mozione di aggiornamento del programma di governo con cui le forze del centrodestra si metteranno definitivamente alle spalle, dopo mesi vissuti sulle montagne russe dei malumori e delle incomprensioni, la crisi formalizzata lo scorso maggio con la disponibilità degli assessori di Lega, Forza Italia e lista del Presidente a rimettere le loro deleghe. Sulla mozione, che sarà protocollata questa mattina, il governatore Massimiliano Fedriga porrà domani quella che nel gergo del regolamento d'aula si chiama questione di governo, una vera e propria fiducia sulla quale saranno chiamati a esprimersi i consiglieri regionali. Il voto è atteso per martedì. Questo è la vicenda appunto della crisi che aveva investito appunto la maggioranza e qui la mozione annunciata dal presidente Fedriga. Il commento: se il fisco fa volare le bollette, questo è il commento di Francesco Iori. Poi ancora vediamo invece, ci spostiamo a Gorizia, qui vediamo alcune belle immagini all'evento Senza Confini di Gorizia. Safety Love elettrizza l'arena della Casa Rossa, promossa la nuova location per concerti, la pioggia iniziale non rovina lo spettacolo, lanciati messaggi sull'importanza della sicurezza sul posto di lavoro. Piero Pelù, mattatore. E qui vediamo appunto il resoconto di questo bel concerto, almeno 3.500 le persone presenti all'inizio, via via andate crescendo nel corso della lunga serata. Il sindaco Ziberna: nuova inedita stagione per Gorizia, l'assessore Artico: emozionante vedere così tanta gente e tanti giovani. Allerta sulla sicurezza per le nozze di Bezos invece a Venezia, mega yacht e tender resteranno fuori laguna. Se ne faranno una ragione. Allora, sigilli al campeggio, a pago decine di turisti costretti a fare i bagagli, blitz di polizia e ispettori statali, attività senza autorizzazione dallo scorso novembre. Scatta il provvedimento di chiusura nel Noah Island Retreat, ospiti increduli, solo pochi minuti per lasciare la struttura e nessuna spiegazione. Rovigno celebra dopo 35 anni il ritorno dell'organo storico, chiesa di Santa Eufemia, la cerimonia con la ministra Korzinek a occuparsi del restauro, il laboratorio del maestro Zanin a Codroipo. Università fantasma a Umago, la sede al centro dell'inchiesta, l'indagine estesa anche alla Bosnia. Vediamo il vertice, oggi i ponti, poi l'energia, l'intesa Slovenia-Croazia, accordo sottoscritto ieri dai premier Golob e Plenković
su costruzione e gestione delle strutture fra i due paesi, sintonia sulla cooperazione futura per il nucleare. Ancora da Lubiana, massima allerta sugli incendi boschivi, un problema su cui è bene tenere sempre l'attenzione molto alta. Allora andiamo rapidamente alle cronache di Trieste, eccole qui per parlare di Catinara e dell'ortopedia, che ora è un riferimento per anziani e fratture al femore. Il professor Murena, profonda revisione iniziata nel 2015. Siamo tra le prime realtà in Italia in varie discipline, a 10 anni dalla riorganizzazione della clinica. Anche noi abbiamo seguito la conferenza che ha illustrato i dati di crescita di ortopedia a Catinara. Allora rivediamo insieme il servizio. È stato fatto oggi il punto sull'attività ortopedico-traumatologica dell'ospedale di Catinara nel corso di una conferenza stampa. A presentare i dati è stato il professor Luigi Murena, direttore della clinica ortopedica e traumatologica. La struttura, che fa parte dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, è oggi un vero e proprio centro di riferimento, un hub, per il trattamento dei traumi e delle patologie dell'apparato muscoloscheletrico, sia in situazioni d'urgenza sia per interventi programmati. Dal 2015 la clinica ha avviato un importante processo di riorganizzazione. È stata introdotta la guardia attiva 24 ore su 24 e sono stati attivati ambulatori specialistici dedicati a problematiche specifiche come spalla, ginocchio, mano, piede, osteoporosi, fragilità scheletriche e protesi articolari. Negli ultimi anni l'attività chirurgica è cresciuta costantemente grazie anche all'uso di tecniche sempre più avanzate, comprese quelle mini-invasive. Dopo il rallentamento causato dalla pandemia, già nel 2023 si è tornati ai livelli pre-Covid, con un ulteriore aumento nel 2024. Sono stati effettuati oltre 2.300 interventi. Nei primi mesi del 2025 l'incremento prosegue con un più 15% rispetto alla media dei 5 anni precedenti. Ovviamente si deve partire da un'analisi dei problemi, dal monitoraggio degli indicatori, capire dove è il problema, progettare un provvedimento, metterlo in atto e rimonitorare. E poi fondamentale sono le risorse umane, cioè avere buoni professionisti, mantenersi aggiornati e uno spirito di squadra e di gruppo per camminare tutti nella stessa direzione per ottenere i risultati. Importanti anche i risultati nella chirurgia ambulatoriale, attivata nel 2024 per trattare in modo più mirato i pazienti e ottimizzare le risorse disponibili. La struttura si distingue anche per l'efficienza nella gestione delle fratture da fragilità. Buoni risultati arrivano anche sul fronte ambulatoriale. Nel 2024 sono state erogate quasi 44.000 prestazioni. Un lavoro che ha richiesto tempo ma che ha dato dei risultati eccezionali, come abbiamo visto adesso, come sono aumentati il numero di interventi, il numero delle visite ambulatoriali, il rispetto dei tempi d'attesa su tutte le priorità BDP e nonché il famoso rispetto del tempo di intervento su fratture di femore entro i 2 giorni. Allora diamo un'occhiata ora a un video, quello prendiamo dal piccolo, sempre online, di un evento che c'è stato ieri sera. Qui vediamo appunto la pallacanestro. Allora a Trieste 1985, un giovane Michael Jordan appena all'inizio della sua leggenda vola sopra il parquet del palazzetto triestino e con una schiacciata infrange il canestro. Ieri, 40 anni dopo, quel momento è tornato a vivere davanti a Piazza Unità, sotto gli occhi del mondo. Uno show di droni spettacolare ha illuminato il cielo disegnando l'icona del volo, e con lo spoiler esclusivo è stata svelata al mondo la nuova canotta e le nuove sneakers Jordan, tributo ufficiale a quella storica schiacciata del 1985. Qui vediamo appunto in queste immagini dell'evento di ieri sera appunto davanti a Piazza Unità. Qui vediamo lo show di droni che nei cieli sopra la Piazza Unità, ecco, adesso compare la scarpa, insomma un'iniziativa pubblicitaria ma sicuramente molto suggestiva di quella che è stato un momento storico dello sport proprio qui a Trieste. Qui vediamo ancora questo tipo di show che sta andando molto anche per sostituire in qualche caso i fuochi artificiali, no? In molti spettacoli, ad esempio di fine anno oppure spettacoli estivi, si utilizzano sempre più spesso proprio i droni.
droni nei cieli notturni per far vedere appunto questi spettacoli luminosi. Allora, quindi 800 droni hanno illuminato Trieste 40 anni dopo lo show di Jordan. Andiamo a vedere ancora dunque il piccolo. Volevo ancora tornare sulla medicina, su quello che è la medicina di genere. La terapia diventa più precisa. Ieri c'è stato un incontro anche su questo tema. Assieme alle differenze biologiche vengono prese in considerazione anche quelle socio-culturali. Se ne è parlato ieri in un convegno che viene riportato qui oggi sul piccolo. Fra poco ci occuperemo ancora del giallo Resinovic. Qui vediamo alcune delle immagini, l'anticipazione appunto di quello che vedremo fra poco sul caso Lilli. Duello in aula, incidente probatorio per Sterpin tra battaglia legale e show mediatico. Andremo a vedere tutto questo subito dopo un po' di pubblicità. Bentornati in diretta. Allora, come vi dicevo, ieri è andata in scena l'udienza dell'incidente probatorio per quanto riguarda Claudio Sterpin nel caso Resinovic. È stato sentito appunto, ha reso la sua versione dei fatti. C'era anche il marito, che è l'unico indagato per l'omicidio di Liliana, Sebastiano Visintin. C'erano tanti giornalisti, lo vedete in queste immagini. C'erano naturalmente tutti i magistrati, compresa la procuratrice generale. Caso Lilli, duello in aula, incidente probatorio per Sterpin tra battaglia legale e show mediatico. Dove vi incontravate lei, Liliana? Da quando? Cosa le raccontava del rapporto col marito? Cosa le ha detto nel corso di quest'ultima telefonata? Che progetti avevate? In aula per oltre 5 ore Claudio Sterpin ha risposto a decine di domande, ma lui è un maratoneta, 86 anni, è arrivato fino alla fine dell'udienza senza fatica, malgrado il sistema di condizionamento nel Palazzo di Giustizia e anche nella stanza 290 arrancasse. Giacca e cravatta, al petto lo stemma della squadra azzurra di ultramaratona e la rosetta da commendatore. Sterpin, affiancato dall'avvocato Squitieri, è arrivato in foro il piano poco prima delle 9. C'è tutta la cronaca della giornata. Ieri c'eravamo anche noi naturalmente a questo importante appuntamento giudiziario in tribunale a Trieste. Allora rivediamo insieme il primo servizio di Gianluca Paladini. Come hai visto Sebastiano in aula? Niente, non l'ho guardato per niente. C'era Sebastiano in aula? Come è andato all'ingresso? Vi siete Niente, zero. Lui cosa ti ha detto all'ingresso? Zero. Ha chiesto di non parlare. Ecco, brava, infatti non parliamo. L'ha chiesto lei proprio? No, le ha chiesto lei, ha detto non occorre che... infatti. Tu rimani convinto che Sebastiano sappia tutto, che Liliana sia stata uccisa da più persone? Io rimango convinto di quello che ho detto fino a ieri, punto e basta. No? Più di 5 ore in aula per chiarire le sue dichiarazioni sul caso della morte di Liliana Resinovic, dichiarazioni che verranno assunte come prova in vista del possibile processo. È iniziata alle 9:30 l'udienza di incidente probatorio di Claudio Sterpin, l'amante di Liliana, alla presenza di tutte le parti coinvolte. Sterpin, assistito dal proprio avvocato Giuseppe Squitieri, ha parlato davanti al giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante e a Ilaria Iozzi, il pubblico ministero, che aveva fatto richiesta di incidente probatorio. All'udienza ha partecipato anche il procuratore capo Patrizia Castaldini. Claudio ha ripercorso tutta la vicenda, dal rapporto con Liliana alle circostanze della sua morte. Sterpin ha continuato a rimarcare quello che ha sempre sostenuto. Claudio, cosa ti fa pensare che Sebastiano sappia tutto e che più di una persona abbia intercorso a questo omicidio? Cosa te lo fa pensare davvero? Ma niente, per conto mio è difficile che una persona sola o pochi abbiano potuto combinare tutto questo disastro. Ma c'è un elemento che te lo fa credere in maniera concreta? Ma non voglio parlare di elementi, cioè ognuno si fa le proprie congetture, io mi sono fatto le mie e non posso dirle. Però lei ha un'idea precisa, l'ha sempre detto. Ma tutti hanno un'idea precisa. Di certo Sebastiano sa. Ma bisogna chiederlo sempre a lui, non a me.
In aula anche gli avvocati di Sebastiano Visintin, Paolo e Alice Bevilacqua, oltre a Visintin stesso, e gli avvocati Federica Obizzi e Antonio Cozza, rispettivamente legali della famiglia Resinovic e di Silvia Radin, cugina di Liliana. Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie, e i suoi avvocati hanno preferito non parlare alla fine dell'udienza. Sebastiano, come stai? No. Possiamo andare? Com'è andata? Avvocato, No, lo dovete chiedere al pubblico ministero, non a noi. È andata come doveva andare. Per piacere. Chiuso? Grazie. Ma prima dell'ingresso in tribunale il faccia a faccia fra Claudio e Sebastiano c'è stato. Visintin ha chiesto rispetto per Liliana, Sterpin ha tirato dritto ed è entrato in Palazzo di Giustizia. Perché lui ha girato a suo favore il fatto che io ho dichiarato, e lo dirò in eterno, che io e Lili facevamo l'amore tenendoci per mano e guardandoci nell'occhio, io da una parte e lei dall'altra del tavolo. Quello è far l'amore per me. Per lui invece sono tutte quelle altre cose che abbiamo imparato da ragazzini. È vero che Sebastiano sapeva della vostra relazione? Ancora prima, da mesi, da anni forse? Probabilmente sì, ma sempre avanti anche questo bisogna chiedere a lui. Io considero di sì, però. Il giudice per le indagini preliminari valuterà come procedere a seguito delle dichiarazioni di Sterpin, attesa anche una decisione sulle altre 2 richieste di incidente probatorio. Ancora il PM Ilaria Iozzi aveva formulato richiesta di ripetere le analisi su tutti i reperti del caso. Gli avvocati Bevilacqua invece puntano su nuovi esami medico-legali sulla salma di Liliana. Una cosa è certa, il caso è ancora lontano da una conclusione. E andiamo a vederlo anche sul Corriere della Sera, il caso Resinovic, la verità dell'amico, nel delitto coinvolte più persone, Trieste e Sterpin per 5 ore davanti ai PM, la cercarono tutti tranne il marito. Sebastiano sa tutto, dietro c'è qualcosa che va oltre l'abbandono del tetto coniugale, questo sarebbe il movente. Io sono convintissimo che questo è stato un omicidio premeditato e che sono coinvolte diverse persone, l'ha detto più volte, l'ha ridetto anche ieri Claudio Sterpin ai giudici. Parte col botto, siamo con lui fuori dall'aula del tribunale, scrive il Corriere, dove lo attendono 5 ore di interrogatorio a porte chiuse. Il corpo trovato il 5 gennaio del 2022, lo ricordiamo, il GIP indagine da riaprire, questo è successo il 13 giugno del 23, il marito è indagato per il delitto, questo è più recente, l'8 aprile scorso. Sebastiano Visintin viene indagato per il delitto. Rispetto per Liliana Visintin, i vecchi rancori e l'attacco al rivale, il diverbio fuori dal tribunale per una frase hot in TV. E qui vediamo appunto la lite nelle vicinanze appunto del il momento, appunto, la foto scattata nelle vicinanze del Tribunale di Trieste. Ma risentiamo insieme che cosa ha detto l'avvocato di Claudio Sterpin ai nostri microfoni. Vediamo. È stata fatta una lunghissima serie di domande da parte del pubblico ministero, molto diciamo in maniera proprio esauriente, in modo tale che è stata ricostruita proprio anche nel contraddittorio delle parti, è stata ricostruita, mi è sembrato lucido, mi è sembrato insomma che ci fosse una lucidità insomma che traspariva da parte di Sterpin, che poi alla fine è stato per tanto tempo sottoposto insomma, al fuoco incrociato delle domande ed è stato indicativo. Però comunque ecco, possiamo dire che soltanto che lui ha ripercorso con una fitta serie di domande dice quelle che erano le sue risultanze e le sue intenzioni. Ma c'è un elemento nuovo che è emerso? Non c'è nessuna, a mio giudizio non esiste elemento di novità, è stato ricostruito tutto, perché ricordiamo che questo è un mezzo di prova che sostituisce totalmente quelle dichiarazioni che c'erano state prima ed è stato, lui le ha rese con tranquillità, nel contraddittorio anche serrato delle parti, però giusto e corretto. E ora succederà che questo è alla valutazione del pubblico ministero e poi diciamo anche c'è anche l'altra situazione, quella richiesta dalla Procura in ordine agli accertamenti tecnici, genetici, dattiloscopici e altro, che attende di essere eventualmente approvata con le forme dell'incidente probatorio.
o meno. Visentina adesso non si sa la fase del processo quale andremo ad affrontare. Visentin dovrà poi decidere la procura con tutte le carte che ha a disposizione, anche quelle che noi non conosciamo, dovrà decidere poi che cosa effettivamente fare, cioè se richiedere archiviazioni oppure rinviare a giudizio, oppure chiedere il rinvio a giudizio nell'udienza preliminare. In caso sarà un processo indiziario, ovviamente. È processo indiziario, non sappiamo tutto il materiale che ha la procura, non possiamo saperlo perché è segretato, che è giusto non saperlo, però comunque voglio dire, se la procura riterrà opportuno procedere con la richiesta con l'esercizio dell'azione penale, significherà che evidentemente qualcosa l'ha in mano. Allora andiamo a vedere ancora sempre sul caso Resinovic e torniamo sul piccolo. Non l'ha cercata perché sapeva già che non c'era più, anche qui appunto l'avvocato Squittieri che abbiamo appena sentito, in caso di rinvio a giudizio chiederemo di costituirci parte civile. Visentin in udienza, ho sentito cose non vere, l'affondo della difesa. Sebastiano ha seguito in silenzio la deposizione dell'amico, della moglie, i legali Bevilacqua sconcertati dalle modalità di conduzione dell'esame. Botta e risposta fuori dal tribunale tra l'amico speciale e il marito della donna, la testimonianza dell'86enne raccolta in 5 ore con una pioggia di domande. Cambiamo argomento, torniamo alla cronaca. In Piazza Libertà gli strappano di mano lo zaino, 1.000 euro se lo vuoi riavere. Oltre all'incasso di giornata al commerciante sono stati sottratti i documenti. I ladri hanno poi mandato un emissario dalla vittima per ottenere altro denaro. Rubano a Barcola cellulari e contanti, l'allerta tra i bagnanti, almeno 2 i furti messi a segno domenica pomeriggio. La nostra borsa sparita mentre noi eravamo presenti. Ricercato arrestato e 5 denunciati per il tasso alcolico, il controllo del territorio da parte dell'Arma. Ne abbiamo parlato anche noi ieri con un servizio, 5 denunciati soprattutto per il tasso alcolico troppo alto alla guida, ma anche appunto un 45enne romeno destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma. Allora rivediamo insieme il servizio. I carabinieri di Aurisina hanno denunciato in stato di libertà nel fine settimana appena trascorso 6 persone, in quanto ritenute responsabili di aver violato il codice della strada. 5 conducenti sono stati fermati in stato di ebbrezza con valori di tasso alcolemico superiori ai limiti consentiti dalla legge. La 6ª persona invece si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti. Tutti i denunciati, residenti sia in provincia di Trieste che nei territori limitrofi, hanno tra i 22 e i 40 anni. Durante il fine settimana i militari dell'Arma hanno identificato oltre 800 persone e controllato 270 veicoli. Solo nel mese di giugno, nell'ambito dei controlli posti in essere nell'altipiano e lungo le località costiere, sono già 15 le persone a cui è stata ritirata la patente. Durante i controlli è stato anche individuato e tratto in arresto un 45enne di nazionalità romena, ricercato dal 2021, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma per vari reati di furto commessi nella capitale. Sempre durante i controlli sono stati fermati 2 cittadini rumeni residenti a Verona, ex conviventi che viaggiavano insieme. Tuttavia l'uomo, un 38enne, aveva ancora in atto il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. Allora, vediamo ancora le notizie di cronaca. Ieri c'è stato un incidente frontale in via Carnaro, all'ospedale 2 feriti, tra cui un ragazzo del 93. Allora, poi ancora avanti, sempre nella cronaca, abbiamo già visto l'800 droni su Piazza Unità, 40 anni dopo lo show di Jordan, l'evento per ricordare la mitica amichevole con la schiacciata Chiarbola nell'85, video ufficiale a cura del Jordan Brand, prima il gala della pallacanestro Trieste. E poi il fronte mare transennato fra allestimento, serata di gala e goletta verde. Dal Molo Audace alla pescheria, rive inaccessibili per il concerto. Tra le transenne alla base del Molo Audace ieri hanno acceso più di qualche curiosità tra i triestini e i turisti di passaggio. Nel pomeriggio l'iconica passeggiata cittadina sul mare è stata interdetta al pubblico e presidiata da 2 addetti alla sicurezza. Non si può passare, ma più tardi riapre
riapre? Sono state le domande più frequenti, chiare e gentili, ma allo stesso tempo definitive e non del tutto chiarificatrici sono state le risposte della sicurezza: no, non si può passare, per ora non riapre, ci dispiace. Anche Goletta Verde, che nella prima tappa della storica campagna estiva di Legambiente la mattina era ormeggiata sul lato di Piazza Unità d'Italia per incontrare i bambini e le bambine del territorio e far conoscere le specie che abitano il mare e la sua preziosa biodiversità, a partire dalle 14 ha dovuto fare di necessità virtù e trasferirsi al Molo Quarto, con il tratto di rive tra Piazza Unità e Scala Reale chiuso per consentire l'allestimento del palco che venerdì sera ospiterà il concerto Tramonti a Nord-Est con Elisa, Tananai, Jamie Tezza e Mace. Molti hanno pensato che le transenne alla base del Molo Audace fossero la prosecuzione naturale di quello che sarà il backstage dello spettacolo, o comunque hanno ipotizzato che fosse legato al prossimo arrivo di nave Palinuro. Il veliero arriverà nel Golfo domani, ma l'attracco della nave scuola è previsto proprio davanti alla Scala Reale e, a differenza di quanto accaduto in altre occasioni, il vascello non sarà visitabile. Dalle ore successive al suo arrivo, infatti, i tecnici sistemeranno a bordo tutto il necessario per trasformare il Palinuro in uno dei palcoscenici più suggestivi che Trieste abbia mai visto per questo spettacolo di Elisa e Tananai. Vediamo anche altri spettacoli, l'iniziativa della Fondazione CR Trieste, spettacoli teatrali e musica nelle case di riposo cittadine, rinnovato il progetto Socializzazione Anziani, 100 eventi in 19 residenze in collaborazione con Armonia, Conservatorio Tartini e Glasbena Matizza. Vediamo. Professor Peroni, torna anche quest'anno, per quest'estate, l'iniziativa della socializzazione degli anziani da parte della Fondazione. Ci vuole illustrare il programma? Sì, sono 100 spettacoli teatrali in dialetto triestino, 30 concerti in una ventina di case di riposo. Tra l'altro aggiungo una distribuzione di 400 abbonamenti del piccolo in quasi 70 case di riposo. 17ª edizione del progetto Socializzazione Anziani, iniziative ricreative e di intrattenimento rivolte agli ospiti delle residenze per anziani di Trieste, ideate e promosse dalla Fondazione CR Trieste. L'edizione 2025 conferma la formula di successo degli anni precedenti, 100 spettacoli che si tengono in 19 residenze per anziani grazie alla consolidata collaborazione con l'Armonia. A portare la musica nelle residenze saranno gli allievi degli istituti Giuseppe Tartini e Glasbena Matizza di Trieste. Un impegno che la Fondazione ha assunto sin dal 2008 con grande convinzione, per una somma complessiva che ormai sfiora i 2 milioni, ma siamo molto soddisfatti della riuscita di questa iniziativa, perché, come ci testimoniano anche i partner che stamattina sono intervenuti qui in Fondazione a esporre i risultati di questa bellissima manifestazione, iniziativa nel tempo, c'è grande riscontro dalle case di riposo, grandi risultati in termini di socializzazione degli anziani anche con i giovani, perché ricordo che i concerti e in parte anche gli spettacoli teatrali vedono protagonisti giovani e quindi c'è una bellissima, come dire, ricaduta in termini di dialogo tra generazioni che fa bene agli anziani, naturalmente, che sono i primi destinatari di questa iniziativa, ma fa anche bene dal punto di vista formativo ed educativo ai ragazzi. Allora, ci spostiamo nella provincia per vedere che la canonica di Santa Croce viene dichiarata inagibile. Il parroco trasferito a Contovello dopo la decisione dei Vigili del Fuoco. L'instabilità dell'immobile in pietra riguarda soprattutto alcuni punti e le finestre. L'edificio nella parte più antica risale al XIII secolo. E poi la polemica a Muggia, l'allarme del PD. Muggia svende la casa di riposo, l'ira di Polidori. Una porcheria dal punto di vista politico, ma soprattutto perché prende in giro i cittadini di Muggia. Il sindaco di Muggia, Polidori, risponde così in modo decisamente piccato davanti a alcuni manifesti affissi nella cittadina dal Partito Democratico, con i quali vogliono denunciare un ipotizzato processo di privatizzazione della casa di riposo comunale in Salita Ubaldini. Ieri ha risposto a questo attacco appunto del Partito Democratico anche l'ospite che aveva
avevamo in studio qui a Sveglia Trieste, ovvero l'assessore Mariucci del comune di Muggia, l'assessore al bilancio, che ha spiegato insomma la situazione facendo vedere proprio anche i poster del circolo PD di Muggia, e ne parleremo fra poco anche con Francesco Bussani, che viene citato qui sulla questione. È intervenuto anche appunto il capogruppo Demi in Consiglio Comunale, Francesco Bussani. Il servizio pubblico garantisce degli standard gestionali elevati e condizioni lavorative migliori per i dipendenti, ma ne parleremo fra poco con lui. Intanto sentiamo che cosa ci ha detto ieri l'assessore Mariucci. Sono manifesti murali che sono comparsi a Muggia negli ultimi giorni, dove dicono che in sostanza il sindaco Polidori, la giunta e la maggioranza di centrodestra vogliono privatizzare la casa di riposo. Io lo dico qui e poi sicuramente ci sarà qualcuno che lo dirà meglio di me. Io lo dico qui, la notizia è questa è una fake news, è una panzana allucinante, passatemi questo termine per non usarne altri, è una panzana allucinante. Chi ha fatto quel manifesto dovrebbe chiedere scusa non a noi dell'altra parte politica, dovrebbe chiedere scusa a tutti i muggesani. Si è espresso così l'assessore al bilancio del comune di Muggia Andrea Mariucci, dopo aver notato in giro dei poster murali che portano la firma del circolo del Partito Democratico muggesano, in piena critica contro la privatizzazione della casa di riposo, una posizione che l'esponente della giunta Polidori bolla come fake news. Da qualche parte però deve esserci stata una visaglia per far scattare questo messaggio. L'assessore di fatti spiega la situazione. Il servizio è erogato in termini pubblici. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo aperto una riflessione ancora a livello embrionale, ma ancora a livello embrionale stiamo analizzando quelli che sono i costi di una struttura che ormai è antifunzionale, perché è una struttura su più piani, laddove i costi di esercizio sono in rosso, in negativo da tanti anni, con delle cifre anche di centinaia di migliaia di euro di spesa corrente. Stiamo vedendo se c'è un modo più funzionale, più efficace ed efficiente di spendere risorse per un servizio che resterà sempre pubblico. Ecco, stiamo valutando l'ipotesi di, ne parlava forse anche il sindaco anche in questo studio, stiamo vedendo se ci sono delle alternative, punto, ma per un servizio che rimarrà sempre pubblico e sempre con l'asticella della qualità della casa di riposo di Muggia, asticella che vogliamo ancora più alta. Allora torniamo a leggere il giornale, andiamo a Monfalcone, al piccolo di Monfalcone, polizia locale, vediamo il sindacato, le priorità. Roma equipara il taser a un'arma, congelata la sperimentazione, ne avevamo parlato nei giorni scorsi, serve un passaggio ad hoc in Consiglio e intanto il Sapol annuncia lo stato d'agitazione degli agenti. Il Comune accelera sul pattugliamento fino all'1 di notte. Il sindacato maggioritario preannuncia lo stato d'agitazione dei vigili, anticamera dello sciopero. En passant, la sperimentazione del taser è stata congelata. Gli agenti della polizia locale infatti non sono abilitati, in assenza di un preventivo passaggio in consiglio comunale, a maneggiare un'arma. E sì, perché a oggi il taser è a tutti gli effetti equiparato a una pistola, una cosa che fino a qualche settimana fa non si sapeva. Infatti, inaspettatamente è giunta da Roma, non si sa precisamente quando, la fatidica e dirimente interpretazione autentica di una norma sollevata a seguito di 2 quesiti posti dall'ente a cavallo tra novembre e dicembre scorsi, immediatamente successivi alla diffida a far operare i vigili dopo le 22, spedita dal sindacato maggioritario che rappresenta la categoria all'interno della pubblica funzione. Questo perché, come era stato già spiegato, disposizioni datate risalenti almeno a 30 anni fa imporrebbero ai vigili di operare dopo le 22 solo se armati. Insomma, questa è la questione di cui si sta dibattendo a Monfalcone. Lunga scia di pittura, individuato il mezzo grazie alle telecamere. Le multe ai camionisti durante i corsi dei vigili fruttano 15.100 euro, la formazione in tandem con la regione. Vediamo ancora, continuano i resoconti degli esami di maturità. Pirandello, le notti in
bianco il futuro, i primi orali fra Buonarroti e BEM. C'è chi è pronto a iscriversi all'università, chi a trovare subito un lavoro e chi a investire su se stesso all'estero. Ancora via i lavori al Palasport Philipput, riaprirà le porte al pubblico l'intervento finanziato dalla Regione a ronchi dei legionari. Torniamo al piccolo di Trieste per la festa alpina Duino Aurisina fra cultura, memoria e sociale. Domenica al campo sportivo di Visogliano il gruppo delle Penne Nere assieme alle associazioni. Qui vediamo anche l'anniversario, lo spirito dell'associazione Giuliani nel mondo vive ed è sostenuto dai nipoti degli emigranti. Ieri c'è stato un incontro fra l'altro anche con l'assessore Pierpaolo Roberti, che sarà ospite qui nei nostri studi a partire dalle 9 alle 10 nella nostra trasmissione. Ancora a Point of View, un'Europa di confine, il castello Atems di Vipavski Križ Santa Croce di Eidussina ospita una mostra con le opere di 3 artisti internazionali legati alla storia e alla natura del territorio. Ancora muore Arnaldo Pomodoro, maestro globale di scultura della seconda metà Novecento, le sue opere esposte in tutto il mondo. Aveva iniziato nel secondo dopoguerra come il fratello Giorgio Gio. Qui vediamo ancora altre notizie dalle pagine della cultura, il festival Per un pugno di riso, un mese di eventi con approdi, e poi pittura emozionale, un laboratorio con Toni Zanussi. Uno sguardo alle pagine, vediamo se riusciamo velocemente ad andare alla pagina sportiva. Calcio Serie C, scatto di Gorgone, l'ex Calabardato, e ora è favorito alla panchina della Triestina. L'altro maggiore candidato è Donati, ma ha meno chance, quindi si sta facendo il toto allenatore. Ancora Trieste punta a Las Vegas per completare il roster invece per quanto riguarda il basket di Serie A. Ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, fra pochissimo sarà con noi, come vi dicevo, il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Muggia, Francesco Bussani. Bentornati in diretta. Allora diamo subito il buongiorno a Francesco Bussani, consigliere comunale. Buongiorno a tutti voi. A Muggia, capogruppo del Partito Democratico, esponente insomma dell'opposizione, che ieri è stato chiamato in causa, no, in qualche modo anche dall'ospite che avevamo ieri. Abbiamo anche rivisto il servizio poco fa nella nostra rassegna stampa sulla questione della casa di riposo di Muggia, no? Allora sono comparsi questi poster murali per denunciare che cosa, e poi è stato risposto insomma dall'assessore al bilancio che in realtà il servizio sarà sempre garantito come pubblico. Ci racconti un po' qual è il motivo insomma di questa vostra denuncia sì, sulla casa di riposo di Muggia? Certo, il tutto nasce semplicemente da un servizio televisivo della RAI di inizio maggio, in cui il sindaco diceva che, il servizio diceva che da 3 anni che il sindaco sta pensando al problema della casa di riposo, al discorso del suo spostamento, eccetera, eccetera, eccetera. E facendo riferimento poi alle dichiarazioni dell'assessore Riccardi rispetto a questo PPP, partenariato pubblico-privato, e la possibilità appunto che i privati entrino con un contributo nella gestione di una struttura, in questo caso la casa di riposo di Muggia, investendo, quindi gestendo la casa di riposo per un determinato periodo, anche grazie ai contributi regionali che poi andrebbero ad abbassare le rette. Sulla carta uno dice può anche starci, però quel che Polidori, immagino Mariucci, ieri lavoravo, non ho visto il suo intervento, quello che non dicono è che, prima cosa, lo spostamento della casa di riposo era argomento di discussione già durante la giunta precedente, per un semplice fatto.
Non perché la casa è cadente, disastrata, come racconta il sindaco nella sua favela, ma perché, viste le nuove norme di sicurezza in continua evoluzione, gli spazi spesso non sono adeguati, vengono richiesti, che ne so, montacarichi, ascensori, tutte cose legate alle nuove normative. La struttura è quella, più di tanto non si può ingrandire. Negli ultimi, almeno nei 5 anni in cui noi abbiamo amministrato, ogni anno abbiamo investito in quella casa di riposo centinaia di migliaia di euro. Piaccia a Mariucci, piaccia al sindaco, non mi interessa, sono fatti reperibili nel bilancio di Muggia, facendo tutti gli adeguamenti richiesti dalla normativa. A un certo punto anche noi ci siamo posti il problema che questa struttura stava diventando problematica per 2 ragioni. Uno, appunto, essendo una struttura non espandibile, gli spazi quelli erano i posti letto che si potevano garantire, e questo continuo adeguamento delle norme ci portava poi a dover ogni anno investire dei soldi. E 2, la posizione era assolutamente disagiata, nel senso che, essendo a metà di salita Ubaldini, le persone anziane residenti all'interno difficilmente avrebbero potuto poi fare una passeggiata, uscire di casa, o anche se fossero, non lo so, su una sedia a rotelle, un parente difficilmente avrebbe potuto portarli a fare un giro, visto la scarpinata necessaria per arrivarci. E oltretutto anche gli spazi di manovra per le ambulanze, per i mezzi di soccorso erano piuttosto ristretti. Quindi si immaginava, guardate, faccio io lo scoop, perché poi diranno che è stata un'idea loro, di posizionare la nuova casa di riposo dietro alla scuola slovena, in un piazzale che c'è dietro la scuola slovena. Quella era la zona da noi individuata allora. Naturalmente, per farlo si pensava anche noi a un partenariato pubblico-privato, però coinvolgendo qualche cooperativa, qualche comunque realtà del terzo settore, per un semplice fatto. È un discorso di filosofia qui. Un privato che investe, da quando il mondo è mondo, lo fa per guadagnarci, okay? Se no si chiama beneficenza, e non stiamo parlando di beneficenza. Quindi 2 modi ha di guadagnare il privato. Uno, se è vero, ed è vero, che questa struttura è in perdita, 2 sono i modi: o aumento le rette, o diminuisco le paghe ai miei dipendenti, o faccio entrambe le cose. Loro dicono: no, ma noi questa struttura rimarrà pubblica, quindi in qualche modo vigileremo attraverso le delibere. Sì, ma questo cosa significherà? Semplicemente aumentare il contributo che il privato prende. Da dove arriva questo contributo? Dalla regione. La regione li tira fuori dal pozzo? No, la regione li prende attraverso le nostre tasse. Quindi il fatto che i servizi pubblici a volte siano in perdita è una naturale conseguenza di come è strutturato la nostra società, la nostra forma di assistenza pubblica. L'assistenza pubblica è pagata sì attraverso i ticket, ma è pagata attraverso le nostre tasse. Così funzionano le cose in Italia, e a me va bene che funzionino così. L'asilo Nido di Muggia sta in piedi al 50% per il contributo che dà il comune per pagare lo stipendio ai dipendenti e altro. Cosa significa? Che dal momento che il 50% è un contributo pubblico dobbiamo chiudere l'asilo, dobbiamo privatizzare l'asilo? No, la nostra filosofia è completamente diversa. È un servizio offerto alla cittadinanza, pagato in parte attraverso la tassazione a cui tutti siamo soggetti, e attraverso le rette, che però sono calmierate. Ecco, non c'è nessuna garanzia che le rette resteranno invariate. Il fatto che il buon Mariucci venga a dire in televisione che tutto passerà per il pubblico e che quindi c'è la garanzia che comunque ci saranno delle delibere in Consiglio Comunale, in Giunta, che determineranno le tariffe, non mi commuove, perché l'assessor Mariucci, quando è stato il momento di aumentare le rette dei parcheggi, lo ha fatto senza pensarci un attimo, anche se non c'era nessun bisogno di farlo, giustificandolo solo col fatto che le nostre erano il costo orario per i parcheggi più basso di tutta la provincia. Figuriamoci. Allora stiamo tranquilli quando mi dicono che tanto tutto passerà per il Consiglio Comunale. Io tranquillo non sono, e credo sia giusto sensibilizzare i nostri concittadini su questa tematica. Per questo abbiamo fatto i manifesti, per questo domani faremo una mozione in Consiglio Comunale, domani mattina, in cui chiediamo
che la casa di riposo rimanga pubblica, e se è vero che il sindaco e Mariucci sono così convinti che questa sia la formula giusta, voteranno quella mozione e non la bocceranno. Se la bocciano, la nostra preoccupazione resta invariata. Chiarissimo, allora questa è la replica, ma abbiamo subito una telefonata, poi passiamo a un altro tema di cui vi siete occupati proprio come gruppo del Partito Democratico a Muggia, di recente anche ieri, proprio perché è arrivata un'importante risposta, no, su una questione di viabilità che avevate sollevato, quella relativa al Terminal Adriaport, certo, per capirci. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Maria Fulvia. Maria Fulvia, buongiorno. Spero di non sovrappormi perché non sono più così brava a telefonare a Tele4 e sono sfasato con quello che vedo. Io volevo avvertire di questo. Sì. Allora, a me hanno rubato il telefono, me l'hanno rubato mentre aprivo il portone di casa. Una persona molto elegante, straniera, mi ha chiesto una strada così, gesticolava, guardava, non mi ha mai guardato la borsa, però io entrando in portone non avevo più il telefono e l'avevo sfilato. Mia figlia me ne ha procurati 2 di telefoni. Ieri ho avuto questo SMS e di questo voglio mettere in guardia. Sì, dice, mamma ho perso il telefono, questo è un numero nuovo, scrivimi urgente su WhatsApp, HTTP e quanto segue un numero. Io ne sono rimasta terrorizzata perché vivo nella paura, sono anziana e vivo con la paura, però non ho chiamato, ho cercato mia figlia sul suo telefono. È stato difficile perché per la sua professione è difficile che io la trovo, per fortuna mi ha risposto subito. Mi ha detto no, e poi è andato a guardare e questa è una brutta truffa. Quindi se arriva un SMS con questo, assolutamente no, non usate questa cosa qui. Benissimo. E volevo avvertire di questo, perché grazie. Ci si spaventa molto, viene istintivo di chiamare, perché mia figlia poi, insomma, col suo telefono prezioso se lo perde. E poi, ecco, ultima cosa, faccio presto, siccome l'altra volta ho chiamato per la 20, per i ragazzi, e volevo dire questo, che però mi è dispiaciuto non aggiungere una cosa, un grandissimo ringraziamento agli autisti della 20, perché io la prendo di continuo, con i miei 83 anni, la mia stampella e le mie cose, sono costretta ad andare, fra l'altro vado ad aiutare chi sta peggio di me, per cui questo serve alla persona che aiuta, serve molto anche a me. Però la prendo tantissimo. Bene. E questi autisti sono meravigliosi, aiutano in tutti i modi, sono arrivati al punto più volte di guardare se mi ero già seduta, perché così malamente che sono messa, prima di rimettere in moto. Tutto qua, vi ringrazio di tutto. Arrivederci, buona giornata. Grazie Maria Fulvia, buona giornata a lei, un abbraccio, ha fatto benissimo insomma non cadere in questa purtroppo è truffa, molto diffuso, è molto più diffuso di quel che si pensa, perché purtroppo le persone che poi vengono truffate a volte magari denunciano sì in polizia, ma si vergognano a dire magari apertamente, per cui ringraziamo la signora per averlo fatto, perché proprio in giorni recenti c'è stato anche a Muggia un episodio simile ed è terribile, è vergognoso e schifoso che ci si approfitti appunto della paura delle persone, perché su questo si sta facendo leva, quindi davvero anch'io mi unisco alla signora Maria Fulvia invitando tutte le persone anziane, anche meno anziane, insomma, però che in buona fede potrebbero essere tentate di rispondere a questi messaggi, provate, come ha fatto la signora, a chiamare sul numero reale dei vostri figli o dei vostri parenti e denunciate immediatamente questi tentativi di truffa. Perché sono sempre più diffusi, sì, perché sono sempre più diffusi, anche sempre più subdoli, no? Perché poi magari arriva con la dicitura della propria banca o qualcuno può confondersi molto facilmente, insomma, quindi non vergognatevi. No, ma sparano nel mucchio, anch'io
nelle mie mail ricevo, per fortuna vanno nella cartellina dello spam, però ricevo mail da tutte le banche italiane, tra di loro c'è anche la mia, per cui alla fine arriva la mail che potrebbe essere veritiera. Potrebbe assomigliare. Sempre controllare, anche in questo caso chiamare la banca e chiedere conferma se effettivamente c'è qualche problema, perché questi naturalmente quando mandano l'SMS descrivono le situazioni peggiori, il suo conto è bloccato, non ritirerà la pensione, ecco verificare sempre con la banca. Sempre bene. Meglio una telefonata in più che brutte sorprese di questo tipo. Che brutte sorprese poi, insomma. E mi unisco a quel che ha detto la signora, al ringraziamento. Proprio ieri parlavo con un autista degli autobus che spesso si trovano a gestire situazioni diciamo complicate e che necessiterebbero sinceramente di un maggiore aiuto da parte delle istituzioni, perché non può essere che sia demandato a loro e alla loro buona volontà il rischio di mettersi magari in mezzo a situazioni anche così di disagio sociale, magari rischiando di venire malmenati o insomma, facendo il proprio lavoro. Quando si parla di sicurezza sul lavoro dovremmo parlare anche di queste cose. Anche di questo, è vero, e quindi ci uniamo al ringraziamento agli autisti, non soltanto naturalmente della linea 20, che è quella che prende la signora Maria Fulvia, ma un po'... Chiedo scusa Laura, se mi è consentito, volevo anticipare, giusto perché si sappia di cosa poi un consiglio comunale va anche ad occuparsi, che domani mattina verrà discussa una risoluzione presentata da me, dal Partito Democratico, in cui chiediamo al sindaco di chiedere a Trieste Trasporti di stoppare, chiudere questo discorso della 20 che da Muggia porta a Barcola. Questo è un servizio che i mugesani non hanno mai chiesto, che toglie chilometraggio ai bus di Muggia e che è semplicemente un favore fatto da Trieste Trasporti oppure una richiesta fatta dal sindaco di piazza per aumentare le linee che coprono Barcola. I mugesani chiedono e hanno richiesto da anni la 20 Express, cioè una 20 che con meno fermate porti uno che parte da Muggia o da Trieste viceversa nel comune di Rimpettaio in 20 minuti. Questa è la percorrenza che normalmente si fa, partendo da Muggia arrivando a Trieste. Con la 20 attuale e tutte le fermate che essa fa ci si mettono 50 minuti. Questo è inaccettabile. Poi si dice di incentivare il trasporto pubblico, così non lo si incentiva. Quindi con questa risoluzione che verrà discussa domani e speriamo venga votata anche dalla maggioranza, perché fino a prova contraria quasi tutti mugesani sono anche loro, di conseguenza noi chiediamo che venga soppresso questo prolungamento fino a Barcola che ai mugesani non porta niente e vengano aumentate le corse della 20 Express. Ecco, scusami, ma visto che la signora ha citato prima la linea 20, ci tra l'altro avevamo avuto già qualche protesta proprio da parte di mugesani per questo nuovo prolungamento, insomma. Ma non ha nessun senso, io ho persone proprio anziane, non come la signora, che hanno sbagliato la 20 e hanno preso la corsa sbagliata e si sono trovati in Viale Miramare disorientati a dover scendere, appena cercare una connessione per tornare indietro, perché ovviamente a piedi magari fanno fatica a farlo, basta. Insomma, cerchiamo di tornare coi piedi per terra e di fare le cose che vanno fatte. Ecco, in tema di viabilità invece, il problema che avevate sollevato sulla questione della viabilità e terminal dell'Adriaport, no? Costruendolo, l'avevate sollevato tempo fa. Ieri ho visto una nota che però non è stata ripresa dai giornali, una nota in cui dite che c'è stata una risposta da parte dell'autorità portuale su questo tema. Questo in realtà è il tema, è un tema di cui si discuterà a lungo nel prossimo periodo, perché come hai detto tu il martedì scorso abbiamo inviato questa lettera al comune di Muggia, all'autorità di sistema portuale e al COSELAG. La lettera è questa qua, la rilego rapidissimamente quel che chiedevamo che di confermare quel che era previsto nelle intese sottoscritte nel 2009 tra Comune di Muggia ed Autorità Portuale, e cioè che il traffico
da e per il terminal Adriaport, quindi il terminal che ci si accinge a realizzare nell'area dell'ex Aquila, per capirci, quindi che il traffico da e per il terminal non avrebbe interferito in alcun modo con il traffico locale. Poi di confermare che l'unica area di accesso per il terminal sarà quella a nord, quindi quella che esce su via Flavia, mentre quella a sud, cioè quella che va verso la Valle delle Noghere, sarà utilizzata solo per l'emergenza. Allora, lettera onestamente inviata senza aspettarsi risposte, e semplicemente perché era uno degli argomenti che ci interessava affrontare, però non gli abbiamo dato alcuna priorità. Con grande sorpresa, in 4 giorni, credo, abbiamo ricevuto la risposta dell'autorità portuale, non del comune, non del Coselag. L'autorità portuale ha risposto mettendo in copia sia il Coselag che il comune, quindi tutti gli attori coinvolti sono informati della risposta ricevuta, e la risposta ricevuta, che ho qui, posso leggere un secondo? Sì, prego. Ci dice questo. Allora, innanzitutto ci dice che questa autorità ha da tempo avviato un tavolo tecnico con il Comune di Trieste, il Comune di Muggia e la Regione Friuli Venezia Giulia per individuare le soluzioni viabilistiche al servizio del terminal, nel pieno rispetto degli accordi presi con la sottoscrizione delle intese al piano regolatore del porto. Quindi è da tempo che si sta discutendo di questa cosa. Proprio di questo tema. Il sindaco non ci aggiorna su di cosa si sta discutendo da tempo, ma vabbè, ci sono tante cose da fare. Può darsi che, visto che si annuncia che si rispetteranno le intese, non ci fosse necessità di aggiornare la cittadinanza. Però poi dice un'altra cosa importante. Per quanto riguarda gli aspetti più rilevanti inerenti alla viabilità del comune, lo studio in ogni caso risulta già sufficientemente definito da permettere le seguenti considerazioni. Quindi ci sta dicendo queste cose sono praticamente già decise. 1. Si conferma la volontà e la possibilità di rispettare il contenuto sostanziale delle intese sottoscritte nel 2009. Se ho un minuto poi vi dirò cosa dicono queste intese. 2. Il traffico stradale da e per il terminal Adriaport non interesserà in alcun modo l'abitato di Aquilinea e quindi segmenti viari collocati nel comune di Muggia, utilizzando esclusivamente, a parte l'area di sistema di ingresso e uscita, la viabilità a 4 corsie situata nel comune di Trieste, aperta parentesi, via Flavia, chiusa parentesi, in modalità e con volumi tali da non generare interferenze significative sulla fluidità del traffico. E poi conferma che l'ingresso a sud sarà usato solo per l'emergenza. Sì. Ora, cosa dicono le intese? Per arrivare all'approvazione di un piano regolatore portuale ci vogliono anni e anni, perché gli enti coinvolti sono tantissimi. Però i primi passaggi sono delle intese tra i comuni coinvolti, in questo caso Comune di Muggia e Comune di Trieste. Questi accordi, queste intese risalgono al 2009. Cosa chiedeva? E attenzione, apro una parentesi, nel 2009 alla redazione di queste intese contribuì il centrodestra muggesano. Mariucci, già citato prima, era consigliere comunale allora in Consiglio di Muggia e contribuì a realizzare queste intese con alcuni emendamenti. Intese, scusate perché se dico intese a uno che magari non segue, cioè non è avvezzo di questa tematica, può sembrare che siano quello che il comune chiede. No, le intese nel momento in cui sono sottoscritte e recepite diventano parte integrante del piano regolatore portuale e poi lo vediamo, lo spiego dopo nei passaggi successivi. Comunque, l'autorità portuale ribadisce che si attiverà affinché la modalità di raccordo tra l'accesso nord, quindi quello verso l'Autamarocchi e via Flavia, e la grande viabilità siano oggetto di progettazione attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico che dovrà necessariamente comprendere il comune di Muggia e che, attenzione,
In ogni caso le soluzioni adottate dovranno escludere ogni interferenza con la viabilità ordinaria e locale. Ok? Nel 2015, con le prescrizioni via VAS della Regione Friuli e Venezia Giulia, vengono recepite queste intese, poi recepite anche dal Ministero dell'Ambiente dell'ora, e quindi il piano regolatore, questo diventa parte vincolante del piano regolatore, tanto che si chiamano prescrizioni. Chiaro. Non si può cambiare la cosa a meno di non cambiare il piano regolatore. Dicono esattamente questo. Per quanto attiene la viabilità a servizio delle funzioni portuali, dovranno essere recepite le seguenti indicazioni. A. Con riferimento alla viabilità a servizio del terminal Ro-Ro, siano previsti 2 ingressi e uscite, di cui il principale verso nord, via Flavia, e verso la grande viabilità, realizzato in modo tale da non intralciare il traffico in ingresso e uscita dal comune di Muggia e quello secondario, bla 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 bla. Cosa ci risponde Gurieri, se siete state, se avete fatto attenzione, perché anch'io salto un po' di pali in frasca, ma è importante. Gurieri, che tra l'altro ringrazio personalmente per aver risposto in 4 giorni, cosa che un ente pubblico difficilmente fa, quindi sarà la carica della nuova nomina, ma però ci ha risposto. Gurieri dice che il traffico stradale da e per il terminal Adriaport non interesserà in alcun modo l'abitato di Aquilinea, ok? La viabilità, perché sarà utilizzata esclusivamente la viabilità 4 corsie situata nel comune di Trieste via Flavia. Ora, dovete fare un attimo uno sforzo di immaginazione, se non siete mugesani, ma siete mugesani capite benissimo di cosa stiamo parlando. Noi arriviamo da Trieste verso Muggia su via Flavia, quindi passiamo il ponte di ferro, arriviamo all'Autamarocchi, lì ci troveremo i camion in fila, le centinaia di camion in fila che vogliono accedere al terminal dell'Adriaport. E dopodiché, passato il ponte sul Rosandre, quindi entrando a tutti gli effetti nel comune di Muggia, troveremo la strada libera. Ma le intese dicono chiaramente che il traffico da e per il terminal non dovrà interferire con la viabilità locale. Di accesso. Ora, mi si spiega come si immagina che i mugesani appaiano con le loro macchine dopo il ponte sul Rosandre e quindi trovino la strada libera quando troveranno fino a 1 metro prima la strada completamente ingorgata dai camion dell'Adriaport. Ecco, a nostro avviso questa cosa è grave. Questa cosa è grave perché è in violazione di quelli che sono gli accordi sottoscritti ed è ancora più grave che il sindaco non ne abbia fatto menzione. 2 sono le ipotesi: o non lo sapeva, oppure lo sapeva e ha preferito tacere. Onestamente non so quale delle 2 ipotesi sia la migliore per i cittadini mugesani. E giusto perché poi è l'immediato passaggio, ieri ho avuto una simpatica discussione con un mio concittadino che ci ha accusato per questo discorso: voi siete contro il lavoro, contro il lavoro. Chi ha sottoscritto questo piano per la realizzazione del terminal? La giunta Nesladec, presidente Saracchiani, sindaco Cosolini in quel momento. Noi siamo contro il lavoro perché chiediamo di rispettare i patti sottoscritti che sono parte vincolante del piano regolatore portuale? No, semplicemente volete la mia ipotesi che vale quel che vale. Questa è la soluzione più semplice, perché l'alternativa, e c'era l'alternativa, guardate, ieri ho incontrato anche Giorgio Jerkog che del Comitato Cittadini di Zaule, che mi ha dato la documentazione. Loro già nel 2023 come comitato avevano inviato anche poi la piantina, ma era un'ipotesi con cui personalmente ho discusso anche con Zeno D'Agostino, chiedendo di creare una viabilità alternativa attraverso il canale navigabile. Cioè, perché mi si deve spiegare se anche i camion in uscita dal terminal Adriaport, no? Sono state fatte quelle rotonde su via Flavia, uscissero dal terminal, fanno via Flavia verso Trieste e imboccano la grande viabilità, intralciando col traffico in uscita da Muggia, eccetera, eccetera. Però come entrano a Muggia? Attraverso via Flavia? Da dove? Quindi dovrebbero innestarsi appena, immagino, in via Cabotto e percorrere tutta via Flavia, quindi davanti la Illy, farsi tutto lo stradone, congestionando tutto. Tutto il traffico. Questo perché?
perché realizzare una viabilità alternativa probabilmente necessiterebbe di altre risorse che probabilmente in questo momento non sono stanziate. Ma è un problema nostro se l'autorità portuale dal 2009 ha dormito il sonno dei giusti e appena adesso si trova a dover immaginare soluzioni alternative? La verità qual è? E me ne rendo conto, perché non è che siamo stupidi, i fondi del PNRR sono una cosa che nessuno poteva prevedere. È stato fatto un piano regolatore portuale che si immaginava si sarebbe sviluppato nel giro di 50 anni. All'improvviso, vediamo sul piccolo di oggi, c'è stata un'accelerazione pazzesca e probabilmente gli enti coinvolti si sono trovati impreparati a gestire queste problematiche. Ma non vuol dire che le problematiche allora vadano dimenticate facendo finta di niente. Quindi io invito tutti, e su questo cercheremo di coinvolgere anche il sindaco e la maggioranza, proprio perché su questi temi avevano la stessa nostra visione, a fare un'azione comune nei confronti dell'autorità portuale, del Comune di Trieste, della Regione, di tutti gli enti coinvolti per chiedere il rispetto di quanto concordato allora. Allora, sentiamo la telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Lucia. Lucia, buongiorno. Volevo intervenire in merito alla fermata della 20. Sì. Adesso, l'anno scorso va a Barcola. A Sì. me e altre persone che non abbiamo tanta possibilità di camminare, zona Piazza Foraggi, ci troviamo a Barcola e siamo molto contenti. Perciò non è che uno deve togliere, perché scendere e poi riprendere un altro bus per noi era molto difficile. Perciò, E quindi a la lei linea piace? 20, la linea 20 a Barcola funziona benissimo. Per i triestini, signora, però, per i triestini funziona Non per un benissimo, mugesani. non per i mugesani. Trieste Trasporti avrebbe potuto fare la linea, le dico numero 105, che da Piazza Foraggi andava a Barcola, e a me va benissimo, più si potenzia il servizio pubblico. Uno può abitare anche a Valmaura e arrivare a Barcola se ha piacere. Signora, ci sono la 19 e la 21 che fanno lo stesso percorso, la linea 20 è la linea tra le linee più lunghe di tutto il territorio della provincia. Io capisco che lei questo problema non lo vive, perché stando in Piazza Foraggi, prendere la 20, la 21 o quel che è, che la porta a Barcola è comodo, per un mugesano è un disagio in più e soprattutto questa scelta toglie la possibilità di potenziare altre linee per Muggia. Io mi rendo conto che abbiamo due visioni diverse, perché lei da triestina, e questa è una cosa comoda, però suggerirei, guardi, e a lei non cambierebbe niente, che ad esempio sia la 21 ad arrivare fino a Barcola. La 21 parte da Borgo San Sergio, passa per Piazza Foraggi e potrebbe andare fino a Barcola. Non vedo perché debba essere utilizzata una linea che è già lunga, che è già soggetta a ritardi per il traffico e altro, come la linea 20. Per l'amor del cielo, questo è il mio pensiero. Ci sono persone che abitano anche più verso Muggia, se vogliono andare a Barcola, vanno a Barcola tranquillamente. Sì, quindi a lei non interessa il problema dei mugesani, lo capisco, vive in Piazza Foraggi, a lei va bene così, a me non va bene così e le assicuro che a un sacco di mugesani non va bene così. A voi non interessa il problema dei triestini, allora ognuno pensa per il suo... Ma signora, ma come ragioniamo? La prego, per cortesia. Ma lei è quello che si lamenta sempre di tutto? Io mi lamento sempre di tutto, di cosa? Del fatto che mio figlio per andare a Trieste ci mette 50 minuti quando potrebbe mettercene 20 e mio figlio, come altre centinaia di ragazzi mugesani? Certo, a lei non interessa, a me interessa, questa è la differenza. Ma io faccio politica a Mugge, quindi dei mugesani devo occuparmi e capisco che a lei non interessi. Perché è sempre contro tutto. Ah, vabbè, d'accordo signora, auguri e voti avanti, Polidori di Piazza e Federica, buon lavoro e buona fortuna. Con tutto quel di bello che stanno facendo c'è da gioire veramente a essere un elettore di centrodestra. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, fra pochissimo. Capirà.
Bentornati in diretta, ancora in compagnia del capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Muggia, Francesco Bussani, e anche con il nostro Gianluca Paladin, che ho visto adesso nel preview correre, attraversare la strada in maniera... Sulle strisce però, bisogna dirlo, quindi speriamo non si sia messo in pericolo. Abbiamo visto così una mossa fulminea in preparazione al collegamento. Vabbè, ti prendiamo un po' in giro, Gianluca, buongiorno intanto. Si trova a Barcola, dove immagino ci sia già un bel po' di traffico, è così Gianluca? Sì, volevo sottolineare che in realtà sono io il pericolo. Sei tu il pericolo pubblico? No, scherzo. Un saluto a te Laura e ovviamente anche al consigliere Francesco Bussani. Sì, siamo a Barcola perché abbiamo ricevuto queste segnalazioni, l'avrai visto anche tu immagino stamattina, forse questo traffico incredibile che c'è in quel di Barcola, praticamente dall'inizio, da Viale Miramare quasi fino a tutta... dall'inizio di Viale Miramare fino a tutto il tratto che porta al castello, perché c'è uno scavo urgente di Acegas APS Ang per intervenire sulla condotta idrica, uno scavo che insomma non si può prescindere da esso, bisogna assolutamente intervenire. È iniziato ieri i lavori, continueranno per tutto oggi, per tutto domani e dopodomani, quindi insomma 4 giorni di lavori per garantire il ripristino della condotta idrica. Per questo motivo c'è tutto questo traffico e alcune persone si lamentavano, giustamente magari non sapendo il perché, bisogna portare pazienza per i prossimi 3 giorni perché questa riparazione s'ha da fare. Quindi diciamo la nostra funzione qui è proprio quella di rendere noto quanto sta succedendo, sono code chilometriche, Laura, davvero tantissima gente, perché è un senso unico alternato, quindi c'è un semaforo che fa passare certi veicoli e poi quelli che vengono dalla parte opposta. Naturalmente, essendoci più traffico in questo momento in uscita da Trieste, è chiaro che è qui che c'è il problema, sulla corsia di destra andando verso il castello di Miramare, mentre sulla corsia di sinistra è un po' più scorrevole, anche perché è vero che è un senso unico alternato, però c'è meno gente che sta entrando in città, invece tanti pendolari stanno andando fuori. Questa è la situazione. Noi non riusciamo ad andare a mostrarvi lo scavo perché non riusciamo ad arrivare neanche noi con l'auto e quindi obiettivamente è molto difficile raggiungere. Abbiamo altri appuntamenti, altri impegni questa mattina, saremo arrivati fra 40 minuti probabilmente, quindi io vedo che al mare non c'è praticamente nessuno, quindi immagino anche la difficoltà di raggiungere Barcola, perché davvero ci si mette molto tempo partendo già dalla stazione dei treni di Trieste. Questa è la situazione che vi mostriamo, questo è il motivo, lo scavo urgente per una condotta idrica, per riparazioni che determinano questo incredibile traffico in Viale Miramare, tutta Barcola fino al castello e probabilmente anche oltre, forse. Vi ricevo la linea. Grazie Gianluca, sempre puntuale con queste cronache, insomma avevamo sentito prima proprio questa segnalazione del collegamento con la polizia locale di questo scavo urgente a Cedesamare, all'altezza circa di Cedesamare, vediamo proprio le code che si sono formate. Diceva prima il nostro ospite, per andare al mare si può prendere la 20, in questo caso facendo così una battuta, però in realtà insomma anche la 20 probabilmente incastrata nel traffico, no? in queste file. I problemi capitano, ok? Questo lo capisce chiunque. Se c'è un danno urgente su cui Acegas deve intervenire, ahimè, si forma la fila e la fila va accettata. Se i 3 giorni previsti, se ho capito bene quel che diceva Gianluca, verranno rispettati, va bene così. No, purtroppo sono cose che non si possono prevedere. Direi qualcosa, ma poi mi si accusa di essere contrario a tutti. Noi abbiamo avuto un cedimento strutturale alla foce del Fugnan e un anno che l'area è tutta transennata, e ovviamente abbiamo avuto grandi annunci in cui si diceva adesso interveniamo, abbiamo i soldi, abbiamo fatto tutto, è tutto fermo. C'è un traffico pazzesco, nessuno capisce, i turisti arrivano in contromano perché la segnaletica non è adeguatamente, però devo stare attento perché sennò poi
magari richiama la signora dicendo che non mi va bene niente. Ecco, non è che non mi va bene niente. Gradirei che se si fanno delle promesse, da un punto di vista anche politico, poi le si mantengano. Noi abbiamo avuto la promessa delle isole ecologiche nel 2021, nel 2023 sono stati stanziati 550.000 euro di soldi nostri per risolvere il problema di 1.000 abitanti di Muggia, che sono circa quelli che stanno nel centro storico. Sono passati 2 anni, delle isole ecologiche neanche l'ombra. Poi Mariucci però dice adesso le faremo. Sono 2 anni che dice adesso le faremo. Vabbè. Dovevano cambiare, rivoluzionare il sistema di raccolta differenziata, non è stato differenziato niente. Dovevano semplicemente completare l'opera della Casa delle Associazioni che abbiamo lasciato noi nel 2021 e con il cantiere aperto, non è stato ancora aperto. Spogliatoi dello stadio? Non se ne sa niente. Prolungamento dei lavori della costa? Fermo tutto. Abbiamo solo situazioni di disagio, cantieri fermi, risorse bloccate. E una grande raccolta di soldi per raddoppiare la galleria. E piaccia o non piaccia al sindaco Polidori, sarà stato anche bravo a farsi dare dal suo amico Fedriga 35 milioni di euro, fatto sta che non li stanno spendendo, non sta accadendo niente. Quindi quando mi si rivendicano tutti i successi della giunta attuale, sinceramente qualche perplessità ce l'ho e non credo di avercela solo io. E se questo disturba gli elettori di quella parte politica, sinceramente non mi interessa. Io sto facendo opposizione e il mio ruolo è dire le cose che non vanno, fare proposte alternative, poi se la Giunta vuole le ascolta, se no non le ascolta. Siamo in democrazia, fra 2 anni ci saranno le elezioni e i cittadini si esprimeranno. Questo è il bene della democrazia. Allora, la questione della linea 20 sta facendo abbastanza discutere anche tra le mail. Non cambio la mia posizione, di una virgola. Ci sono una pro e una contro, ne leggo. Allora, Nevio dice un collegamento diretto Muggia-Barcola agevola le persone anziane e fragili che non sarebbero costrette a cambiare bus a Trieste. Però. Uno quindi da Muggia va a Barcola al bagno. Abbiamo la nostra, se un anziano si fa... Ma che 50? Per perché a quel punto sì. saranno 1 ora e 20 per andare al Barcola. Io non credo sia possibile, o magari lo farà una volta all'estate. Mentre la signora Giuli dice concordo col dottor Bussani sull'inaccettabile corsa della 20 Muggia-Barcola, di nessuna utilità ai muggesani, disagevole dover attendere in piedi nelle intemperie senza alcun riparo, in particolare per gli anziani e fragili, il bus che arriva da Barcola per tornare a Muggia. La richiesta già fatta da Bussani l'anno scorso è stata bocciata da questa amministrazione. Ci riproviamo. Ma come dicevamo prima, Laura, se a livello di provincia di Trieste si vuole in qualche modo creare uno spostamento di persone che da Muggia va a Barcola, allora creiamo una linea ad hoc che parte a Barcola, arriva a Lazzaretto e fa il pendolo su e giù tutto il giorno. Non so quanti mezzi bisognerebbe mettere in strada per realizzarla, però può avere un senso per i 3 mesi estivi. Si prova. Quanta gente la utilizza? Si può fare un esperimento di questo tipo, ma prolungare una linea già esistente, che oltretutto è tra quelle col più lungo chilometraggio di tutta la provincia, è un'assurdità. Si potevano scegliere altre linee, ho nominato prima la 21 e la 19 perché hanno un percorso molto simile con quello della 20, senza andare a penalizzare i muggesani che già sono penalizzati dal fatto che la 20 è utilizzata lungo tutto il percorso cittadino. Appunto io la penso così, non voglio convincere nessuno, però da muggesano che quell'autobus l'ha utilizzato anche quando ero ragazzo, mi ricordo i viaggi eterni infiniti per spostarmi. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono sempre Maria Fulvia, chiedo scusa, una piccola aggiunta. Sì. Io sono dalla parte della persona che sto parlando in questo momento perché io sono triestina, io abito in pieno centro di Trieste, si parla delle vicinanze di Piazza Oberdan. Il mio tragitto è da là fino a Muggia, avanti e indietro. Sono pochissime le ore in cui è un percorso logico. Cioè normale, invece adesso
la storia di andare e venire da Barcola, come è stata anche l'altra estate, è una cosa veramente pazzesca, è terribile, e credo che non sia facile neanche per quindi gli autisti, neanche ad alcuni triesti non va bene, una specie di caro bestiame veramente, dove siamo incollati, dove i ragazzi non sanno più dove arrampicarsi, e questa è la situazione, e io sono di Trieste. Grazie signora. Grazie Maria Fulvia, insomma c'è contrarietà anche da parte triestina, insomma, per la comodità del è un servizio pubblico, dovrebbe essere a servizio appunto della comunità. La 20 è uno dei pochi autobus che collega Muggia con il resto del mondo, consentitemi, poi c'è la 47, però vabbè, la 20 è quella principale. Cerchiamo di ottimizzare la 20. Noi abbiamo chiesto semplicemente di potenziare le 20 Express negli orari mattutini e tardo pomeridiani, cioè quando la gente va a lavorare e quando la gente rientra da lavorare. Guardi, aggiungo ancora una cosa, in un'ottica estiva, invece di parlare di potenziamenti, di prolungamenti della 20 fino a Barcola, sapete cosa farei io? Potenzierei il Delfino Verde come mezzo di trasporto, aumenterei il numero delle corse del Delfino Verde per collegare Muggia e Trieste. Quella è una cosa splendida, se avete l'occasione di farlo. Un grande gradimento. Esatto, e se non l'avete fatto, fatelo, perché in 20 minuti vi spostate da Muggia a Trieste e viceversa. Il problema è che gli orari non sempre consentono di utilizzarlo per andare a lavorare. Un potenziamento, almeno nel periodo estivo, con queste giornate non c'è rischio bora, cioè, è un peccato, come sarebbe cosa ottimale e di buon senso utilizzare una sorta di abbonamento unico, un biglietto unico che consenta al cittadino, e perché no anche al turista, di utilizzare sia il trasporto marittimo che quello su gomma con un unico abbonamento. Quindi magari vado col bus e torno col Delfino Verde, però senza diventare matto dove faccio l'abbonamento, pago. No, un'unica retta, magari anche per i nostri studenti. Mia nonna andava a scuola a lavorare da Muggia a Trieste col vaporetto, come lo chiamava lei, ed era un collegamento che funzionava già allora. Tante volte non serve inventarsi soluzioni fantastiche, basta riproporre quello che già funzionava. Allora, c'è anche la questione sempre del terminal, ci chiede la signora Maria, credo, mi scuso ma ho aperto adesso e forse ne avete già parlato, volevo sapere quali tir parcheggeranno davanti alla Barilla, questa è la questione. Questo è un altro, però siamo dall'altro lato della collina. Allora, quel terminal è stato finanziato con dei fondi che prevedevano la realizzazione di un parcheggio a servizio dell'area industriale di Muggia. Quindi, in teoria, per tutte le aziende che ci sono e che ci saranno in futuro, noi lo auspichiamo, nell'area industriale di Muggia. Chiaro, qualcuno è preoccupato, e ne capisco perfettamente le ragioni, che visto quanto accaduto oltre la collina successiva e quindi entrando in Slovenia e andando verso Capodistria, chiunque frequenti quelle zone avrà visto che negli ultimi 10-15 anni le quantità di acquitrini che sono diventati aree parcheggio a servizio del terminal di Capodistria sono in continua crescita. In questo momento stanno realizzando un'area parcheggio che ha due funzioni. La prima è quella appunto di servire l'area industriale. Forse il parcheggio è troppo grande rispetto alle reali necessità di quella che è l'area industriale attuale, però c'è tutta un'enorme area che non verrà destinata a parcheggio, che rimane destinata a opere di industrializzazione. Ricordiamo ad esempio, tra l'altro, che Zeno D'Agostino su questo si era molto speso con agricoltura idroponica, eccellenze farmaceutiche, eccetera. Per cui di piani e di idee ce n'erano, ma non dobbiamo dimenticare che quell'area, quel parcheggio, quella gettata di cemento, come spesso viene chiamata, aveva anche la funzione di mettere in sicurezza un terreno che è stata la discarica di Trieste per decine e decine di anni nel secolo passato. Là sotto hanno trovato e stanno trovando di tutto, rifiuti
pericolosi, esalazioni pericolose, la bonifica di quell'area, avevamo fatto un calcolo all'epoca, era davvero per bonificare, cioè, attenzione, bonificare significa asportare tutto il materiale inquinato e riportare terra pulita. Questa è la bonifica. Questa era si parlava qualcosa come 28.000 tir, cioè adesso magari erano 25, magari erano 30 perché sto andando a memoria, sì, perché si parla dai 6 agli 8 metri di terra inquinata, poi là c'era sversamenti di idrocarburi, rifiuti industriali, rifiuti ospedalieri, c'è di tutto. La soluzione trovata è stata quella in qualche modo di tombare l'area e destinarla ad accogliere il traffico. La paura è che non venga la tentazione a un'autorità portuale che si sta espandendo in maniera importante di utilizzare l'intera area della Valle delle Noghere come area retroportuale. Ecco, personalmente io non so se questa è un'opzione che mi vede favorevole, perché posso capire le necessità del porto, però io credo che una mera area logistica, un deposito di container, non garantisca e non porti lo stesso numero di posti di lavoro che potrebbe avere invece uno sviluppo dell'area che comprendesse l'insediamento di nuove aziende e nuove attività produttive. Probabilmente i posti di lavoro sarebbero maggiori. Quella è un'area industriale e quindi la sua chiamata dovrebbe essere quella di garantire il maggior numero di posti di lavoro. Allora, abbiamo un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? È caduta la linea, c'è la signora Cinzia che ci scrive: buongiorno, sono Cinzia, ho visto il vostro ospite Muggesano, volevo far notare che le seconde piazzole dopo Boa Beach hanno bisogno di essere sistemate, la spiaggetta avrebbe bisogno di essere risistemata con sassolini sia fuori che dentro all'acqua, dopo la grande mareggiata i sassolini sono stati portati via dalle onde, inoltre anche le piazzole necessitano di una sistemata, pezzi di cemento, le scalette scivolose, i rami portati dalle correnti, eccetera. Insomma, fa tutto lo sporco a terra, insomma, tutta questa situazione che ci segnala la signora Cinzia. Le piazzole sono effettivamente datate, avrebbero bisogno sicuramente di un restyling, come avrebbe bisogno di ulteriori interventi anche tutta l'area di Acquario o Boa Beach, come ormai viene chiamata, perché anche lì le spiaggette in questo momento non sono praticabili o sono praticabili solo da persone giovani e senza problemi di deambulazione, perché i sassi sono grandi, ma come già diceva la signora nel suo messaggio, c'è il problema che per poter mettere sassi più piccoli bisognerebbe in contemporanea creare dei prolungamenti delle insenature presenti, cioè quindi dei piccoli reef, degli scogli, dei piccoli moletti che in qualche modo vadano a proteggere queste spiagge che dovrebbero essere realizzate dai moti ondosi che arrivano soprattutto nel periodo invernale e che rischiano di far quanto ha denunciato la signora là delle piazzole, cioè spazzar via tutti i sassolini che vengono messi. Questo l'abbiamo visto nel primo tratto di costa finanziato ancora, cioè realizzato nel secondo mandato di Nesladec, quello cioè che dal Molo T va a Punta Olmi, per capirci, anche lì la rampa per disabili è costantemente coperta dai sassolini della spiaggetta, quindi rendendola assolutamente inutilizzabile, o per contro c'è uno scalino così perché i marosi portano via tutta la... Ora, non dimentichiamo, perché questo va detto, che fino a Punta Olmi siamo all'interno del sito di interesse nazionale inquinato, quindi alcune assurdità progettuali relative a quei lavori sono dovute al fatto che non si poteva fare diversamente, proprio perché non è consentito di scavare senza avere tutte le perizie e gli atti necessari da parte del Ministero all'Ambiente. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono Lucio. Lucio, buongiorno. Sì, no, voglio parlare della Venti. Sì. Se mi ricordo, una volta non c'era il filobus là
Sì. Sì, il bus che andava su Filovia, che andava fino a Muggia, quella grande, la doppia, con i tralici in alto. Non potrebbero mettere una doppia, queste grandi, queste che fanno la 9 o la 10, differente doppia, che vada a Muggia, andata e ritorno, cioè, lo so. Gli autobus lunghi, insomma, quelli gli con... autobus lunghi? Sì. Perché, capito. Sì, è come sento là, è tutto difficile andare avanti e indietro, in fin dei conti la signora aveva detto, la parola giusta, la 20 è un carnaio, mettere la 20 che arrivi a Muggia, addirittura un carro bestiame. Il personaggio. Ancora un'altra cosa volevo chiedere, se mi ricordo bene, anni fa la Trieste Trasporti, che aveva l'abbonamento annuale o semestrale, andava col vaporetto la Trieste Muggia. Come mai hanno anche tolto via anche questo? È quello che diceva prima, è vero, il nostro ospite. Grazie Lucio per i suggerimenti. Si potrebbe non fare. Non posso forse, che essere d'accordo col signor Lucio. Allora, sull'utilizzo dei mezzi grandi, ma davvero questo avrebbe bisogno di un approfondimento tecnico. Andrebbe valutato con Trieste Trasporti se il percorso che va da Muggia a Trieste non abbia delle curvature troppo strette sul percorso, cioè curve strette, per capirci, a gomito, che in qualche modo non consentano un tranquillo movimento del bus senza rischiare incidenti, che l'autobus si incastri o altro, perché effettivamente quanto suggerito potrebbe essere di buon senso soprattutto negli orari di picco, però io credo che se questa opzione non è stata utilizzata sia dovuto proprio alla tipologia di percorso che la 20 deve fare, perché la sto facendo mentalmente e ci sono delle aree in cui effettivamente immagino ci sarebbe la difficoltà a manovrare in libertà come con un bus piccolo. Il discorso è la 20, per contro, è un autobus che negli orari che citavo prima è molto frequente, perché negli orari mattutini ce n'è una ogni 10 minuti, per cui non è che nessuno si sta lamentando della quantità di corse messe in campo. Quel che qua noi lamentiamo come mugesani è la lunghezza, cioè il tempo necessario per muoversi da Muggia a Trieste. Parliamoci chiaro, io quando mi muovo in macchina parto da Muggia alle 8:15, arrivo a Trieste alle 8:30 attraverso la superstrada, quindi in un quarto d'ora, 20 minuti, dipende dall'ora, io mi sposto da Muggia a Trieste. Se prendo il Delfino Verde ci metto 25 minuti, credo tra i 20 e i 25 minuti, se prendo la 20 ci metto 50 minuti. Perché ci metto 50 minuti? Perché la 20, adesso non so il numero esatto, varrebbe la pena approfondire, si ferma praticamente ad ogni fermata del percorso. Perché? Perché sì, serve i mugesani, ma serve anche i triestini. Allora, per l'amor del cielo, a me va benissimo, ripeto, ho un'ottica lavoro a Trieste e non è che penso che Muggia debba stare sopra gli altri in alcun modo. Però credo che dal momento che sullo stesso percorso insistono diverse linee del trasporto pubblico, si potrebbe usarne un'altra, o quantomeno, faccio un esempio, la mattina raddoppiare il numero di corse della 20 Express. La 20 Express semplicemente è una 20 che parte da Muggia, arriva in stazione a Trieste, non a Barcola nel periodo invernale, e ha un numero minore di corse, quindi è molto più veloce, arriva a Trieste prima. Allora, richiedere che la mattina tra le 7 e 6:30 e le 7:30, o tra le 7 e le 8, e il pomeriggio tra le 5 e le 6 venga aumentato il numero di corse veloci, non mi sembra un'assurdità e non mi sembra di fare il campanilista pro Muggia. Chiedo semplicemente che il servizio pubblico offerto per i mugesani sia decente e non come quello attuale. Allora, grazie a Francesco Bussani per essere stato con noi. Lo invito a tornare a trovarci presto qui a Sveglia Trieste. Quando volete, sarà un piacere. Buona giornata a tutti. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco sarà con noi l'assessore regionale Pierpaolo Roberti. A fra poco.
Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Diamo subito il buongiorno all'assessore regionale alla sicurezza, alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie di essere qui con noi questa mattina. Oggi sul giornale abbiamo visto che è stata è stato depositato il documento che domani sarà discusso e poi votato martedì 1 luglio per quanto riguarda la fiducia, insomma il prosieguo di questa legislatura per quanto riguarda la giunta Fedriga garante e arbitro. Abbiamo letto appunto sul piccolo maggiore condivisione, ecco la mozione di fiducia. Sì, la mozione è stata depositata ieri dai capigruppo di maggioranza ed è una mozione che sostanzialmente ribadisce quello che si è sempre detto, nel senso che questi 2 anni sono stati caratterizzati come la scorsa legislatura da un buon governo che è stato confermato tra l'altro dalle elezioni del 2023 che hanno dato un grandissimo consenso al presidente Massimiliano Fedriga. Nell'ultimo periodo c'è stata una polemica, una discussione all'interno della maggioranza, una discussione anche accesa che ha portato alla richiesta di una verifica di maggioranza, cioè verificare se ci sono i presupposti per poter continuare quell'opera di buon governo che ci ha caratterizzato in questi primi 2 anni. La totalità delle forze di maggioranza ha ribadito che sì, c'è la massima fiducia, che sì, bisogna continuare, e però vogliono le forze politiche dare un contributo per fare in modo che questa ultima parte, questi ultimi 3 anni di legislatura siano caratterizzati da un'azione ancora più decisa, ancora più forte ed in particolare in alcuni punti che sono stati citati nella mozione, sostanzialmente che riguardano tutti gli assessorati e tutte le deleghe, con delle indicazioni ben specifiche su quali sono i punti da inserire all'interno del programma di mandato del Presidente, cioè all'interno di quel programma di mandato, quel documento che è il documento chiave di tutta la legislatura, cioè entro il quale il Presidente e la Giunta si devono muovere per raggiungere determinati obiettivi. Questa mozione verrà presentata, è stata depositata ieri, verrà presentata domani, giorno in cui si apre il Consiglio regionale, verrà discussa su quella mozione, ci sarà con ogni probabilità la richiesta della fiducia da parte del governatore, del Presidente, che dirà: questo è il documento, questi sono gli argomenti che mi chiedete, io voglio la fiducia. Cioè, diciamo che questo è un atto fondamentale per la legislatura e, come diceva giustamente lei, ci sarà una pausa di 3 giorni, cioè i lavori continueranno ma su altri argomenti, perché deve esserci una pausa di almeno 3 giorni prima di poter votare un documento su cui è richiesta questa fiducia, che da noi si chiama questione di governo. E il 1 luglio ci sarà effettivamente il voto. Il voto in aula. Avete comunque, insomma, anche proprio nella costruzione di questa mozione, avete avuto modo, immagino, insomma, di così limare, appianare un po' quelle che sono le posizioni che erano sembrate anche abbastanza distanti, insomma, in questa dinamica che può succedere, no? È chiaro che una mozione, come qualsiasi altro tipo di documento, viene scritto fisicamente da una mano. Da una mano, certo. Però è una mano che deve ricevere diverse indicazioni, raccogliere diverse sensibilità, valutare diversi aspetti da diversi punti di vista, quindi è chiaro che non c'è stato bisogno di limare, c'è semplicemente stato bisogno di fare un collage di tutte quelle che sono le diverse richieste e le diverse sensibilità. Penso che quello che è venuto fuori è un documento programmatico importante che va a toccare tutti gli aspetti delle competenze di carattere regionale, aspetti che ancora in questo momento non erano presenti nel programma di mandato, quindi si tratta di un aggiornamento del programma di mandato, perché magari o sono elementi nuovi emersi dopo le elezioni regionali, perché il programma di mandato è un documento che si prepara nel momento in cui c'è la candidatura alle elezioni regionali. Poi sappiamo che il mondo, purtroppo mi viene da dire, il mondo sta cambiando negli ultimi 10 anni molto velocemente, perché 10 anni fa sembra un tempo, neanche 10 anni fa, 7 anni fa, sembra un tempo abbastanza corto. In realtà in questi 7 anni è successo di tutto e di più, dalle pandemie alle guerre, crisi internazionali, cambiamenti geopolitici
e sta succedendo ancora ora, ancora adesso purtroppo. Anche in questo momento, e tutto questo va accompagnato anche a delle decisioni sul tipo di programma da mettere in atto. Allora, tante cose le fai semplicemente perché bisogna farle, perché quella è l'emergenza del momento e va affrontata. È chiaro che voler inserire alcune modifiche all'interno del programma di mandato rende tutta l'attività di governo molto più forte e molto più stabile. Chiarissimo. Allora, c'è una telefonata in arrivo. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buona giornata, dottoressa Laura, di bianco Buongiorno. vestita come i fiori del biancospino, e all'amico Pierpaolo da Claudio Visentini. Buongiorno Claudio. Buongiorno, Claudio. Buongiorno a tutti e due. Dunque, faccio cortese domanda al fine di sapere dall'assessore a che punto sia l'iter per il ripristino delle province, ente intermedio, come si sa, tra regione e comune, che fa cose specifiche. Qualcuno può piacere, qualcuno no, ma mi pare che l'unica provincia in Italia essere stata cancellata. Poi vicino ad un grande uomo, lei lo è assessore, ci sono delle grandi donne, lei ne ha ben 3. Un caro saluto alla signora Maria, a Cristina, che lei conosce, e un plauso alla efficientissima amica segretaria dottoressa Loredana. Grazie e buon lavoro. Grazie Claudio, grazie. Insomma, Allora, circondato da riporto, donne circondato, è il mio destino, è il mio destino, comprese le figlie. Comprese le figlie. Allora, sono tutte femmine, insomma. Io solo femmine, infatti guardate quanti capelli bianchi ho, no scherzo. No, dicevo, per quanto riguarda l'iter, riporterò ovviamente i saluti, per quanto riguarda l'iter delle province, è vero, noi siamo un unicum a livello nazionale, l'abbiamo detto più volte, siamo l'unicum perché siamo l'unica regione italiana in cui non esiste un ente intermedio. Noi purtroppo viviamo una situazione assurda in cui in Italia abbiamo una regione con delle province addirittura a statuto autonomo, sì. Quindi hanno delle competenze speciali che nessuno mai ha avuto. Stiamo parlando ovviamente della provincia di Trento e di Bolzano. Abbiamo le regioni a statuto ordinario, quindi dal Veneto in là, dove ci sono le province, ma sono di secondo livello, quindi i cittadini non scelgono il presidente della provincia, non scelgono il consiglio provinciale, ma diciamocelo chiaramente, sono le segreterie di partito che stabiliscono chi deve essere il presidente, perché è un voto di secondo livello, viene votato dai consigli comunali. E poi abbiamo la regione Friuli Venezia Giulia, che è l'unica in Italia che non ha le province. L'iter è iniziato, l'iter prevede ovviamente una modifica dello statuto della regione Friuli Venezia Giulia con l'inserimento delle province elettive. Ci sono stati già i primi 2 passaggi in Camera e Senato, devono essercene altre 2 che probabilmente verranno fatti, devono esserci 3 mesi di distanza tra un passaggio e l'altro, arriveranno probabilmente in autunno. Mi riallaccio però per un secondo, poi l'ho detto prima, non voglio parlarne perché non è uno dei miei temi, però prima si parlava della linea 20. Della linea 20, è vero. Il trasporto pubblico locale era una di quelle competenze che stava in seno alle province, tant'è che era se ricordate, gli autobus avevano la scritta non Regione Friuli Venezia Giulia, ma provincia di Trieste, di Gorizia, provincia di Gorizia, tant'è che ancora oggi noi abbiamo 4 aziende di trasporto pubblico locale in regione, per Trieste la Trieste Trasporti, ma se io vado a Gorizia c'è la PT, se vado a Udine, che sono 4 aziende ancora distinte. Perché lo dico riallacciandomi alla 20? Perché noi stiamo parlando ancora di una provincia piccola, quella di Trieste, che va da Muggia a Duina Aurisina, passando per San Dorligo, Trieste, però piccola ma che coinvolge già diversi comuni. Quella discussione in consiglio comunale a Muggia è totalmente inutile. Muggia non ha potere decisionale all'interno di Trieste Trasporti. C'è un soggetto che paga, che è la regione in questo caso, perché è la regione che paga il trasporto pubblico locale. C'è un comune che ha la maggioranza delle quote, che in questo caso è il comune di Trieste, che ha la maggioranza delle quote di proprietà di Trieste Trasporti. Muggia è messo un po' ai margini, ma questa è per volontà politica di chi ha distrutto un ente intermedio, perché all'interno di quell'ente intermedio ci sarebbe stato lo spazio per rappresentanti di Trieste, ma anche per rappresentanti di Muggia, che hanno i loro collegi e venivano eletti in provincia, per poter discutere anche di queste che sono politiche d'area vasta.
Questo è il classico esempio di una politica d'area vasta. Quando il trasporto coinvolge più comuni, perché deve decidere un comune sugli altri? Deve decidere un insieme di comuni. E qual è quell'insieme di comuni? È la provincia. È la provincia con i suoi eletti rappresentanti del territorio che possono andare da eletti del territorio di Muggia in consiglio provinciale e dire: ragazzi, mi dispiace, ma questo tema, e non voglio entrare nel merito perché non conosco, anzi non voglio entrarci, ha degli aspetti molto tecnici, no? Tra l'altro, ma su alcune cose che sono state dette magari non sono completamente d'accordo, anzi sicuramente non sono completamente d'accordo. Però quello sarebbe stato il luogo per poter dire: ecco, c'è bisogno perché i cittadini del mio territorio lo chiedono, e quello sarebbe stato l'ente d'area vasta. Ma dico di più, proprio parlando anche di spostamenti, di trasporto pubblico locale, eccetera, c'è un altro tema di area vasta: le scuole superiori. Le scuole superiori, infatti. I cittadini di Muggia hanno dei figli come tutti e mandano i figli come tutti a scuola, e tra l'altro li mandano poi anche alle scuole superiori. E quante scuole superiori ci sono a Muggia? Nemmeno una. Nemmeno una. Vanno per forza tutti quanti a Trieste. Allora, un ente provinciale che si occupi anche di quei ragazzi di Muggia e che si occupi dell'edilizia scolastica anche di quei ragazzi di Muggia, in qualche modo, per capire quali sono le loro esigenze, serve. Non può essere il Comune di Trieste e non può essere neanche la Regione. Serve un ente elettivo che abbia i suoi rappresentanti da parte del territorio. Chiarissimo. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia dell'assessore Roberti. A fra poco. Bentornati in diretta. Allora siamo sempre in compagnia dell'assessore Pierpaolo Roberti che sta rispondendo alle vostre richieste. Ce n'è una già in attesa, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno Laura, sono Diego. Diego, buongiorno. Un saluto anche all'assessore Roberti. Ecco, io partendo spunto da quanto riportato a pagina 20 del Piccolo di oggi, rubano a Barcola cellulari, contanti, spariscono borse. Sì. Volevo chiedere all'assessore se aveva mai preso la possibilità, in considerazione la possibilità di estendere ad esempio quanto già avvenuto per l'affiancamento sui controllori del bus, un tipo di affiancamento nell'ambito della sicurezza ausiliaria, mi riferisco ad esempio al GPG o anche a semplici operatori fiduciari, per quanto riguarda il controllo sul lungomare a Barcola, cioè dalla Pineta passando per i Topolini fino ad arrivare al bivio di Miramare. Ecco, io credo che un tipo di rafforzamento di sicurezza ausiliaria assieme alla polizia locale potrebbe fungere da deterrente per il periodo estivo, proprio per evitare spiacevoli furti come è avvenuto in questi giorni. Chiaro. E credo che la stessa tipologia di sicurezza ausiliaria sia già stata affiancata per questo periodo estivo proprio nel comune di Grado. Ecco, su questo magari potrebbe darmi delle conferme. E con questo vi saluto, vi ringrazio e attendo una risposta al riguardo. Buona giornata. Grazie Diego, buona giornata. Allora sì, la Regione ha già finanziato, giustamente il telespettatore parlava del Comune di Grado, noi già da un paio d'anni, da 3 anni, finanziamo i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, quindi dai 25.000 abitanti, quindi Monfalcone e i 4 capoluoghi di provincia, più i comuni che hanno una popolazione inferiore ma hanno un tasso di turisticità, un numero di posti letto durante il periodo estivo, insomma Grado e Lignano, tanto per capirci, che hanno particolari specifiche esigenze. Certo. Li finanziamo per quanto riguarda le guardie giurate, sostanzialmente. Il problema qual è? Cioè il problema, la cosa da chiarire, l'aspetto da chiarire qual è? Che è chiaro che Grado e Lignano, quando hanno il finanziamento, lo utilizzano solo ed esclusivamente durante il periodo estivo e quindi concentrano tutte le risorse sul periodo estivo,
e soprattutto li utilizzano dove c'è il maggior afflusso di persone, quindi sulle spiagge, ovviamente. Durante il giorno sulle spiagge, la sera li utilizzano magari sulle zone dove c'è particolare affollamento dei locali. Trieste ha questo finanziamento, tra l'altro è stata la prima città ad avere il finanziamento già ancora in via sperimentale, ma ha delle peculiarità completamente diverse. Il territorio da coprire è molto più ampio, le esigenze sono molto diverse e non c'è un periodo specifico da coprire, ma c'è da coprire tutto l'anno. E la Regione si limita solo ed esclusivamente a dare le risorse per quella finalità. Quindi cosa succede? La Regione dice: tieni comune, io ti do i soldi per prenderti le guardie giurate, ma poi spetta al Comune di Trieste, tramite la polizia locale, decidere dove utilizzare quelle guardie giurate, in quali contesti, in quali ambiti, per quali servizi, con i limiti previsti dalla legge, perché chiaramente stiamo parlando di guardie particolari giurate e non stiamo parlando di forze dell'ordine e forze di polizia, quindi hanno delle peculiarità diverse e non possono essere utilizzate indiscriminatamente. Comunque sul fatto della deterrenza sono assolutamente perfettamente d'accordo, tant'è appunto che lo facciamo già da qualche anno per quanto riguarda le guardie giurate, e da qualche anno abbiamo iniziato anche, come appunto accennava il telespettatore, anche a finanziare prima i comuni capoluogo, adesso finanziamo direttamente le aziende di trasporto pubblico locale per quanto riguarda le guardie giurate a bordo degli autobus, che oggettivamente sono molto ma molto servite, perché da quando abbiamo iniziato quei finanziamenti gli episodi all'interno degli autobus sono fortemente diminuiti. È vero, fortemente erano diminuiti. quasi all'ordine del giorno. Erano quasi all'ordine del giorno, e nonostante il fatto che è chiaro che non si può pretendere di avere una guardia giurata su ogni autobus, perché questo sarebbe impossibile, ma solo il fatto che ci sia la possibilità di ritrovarsi a bordo una guardia giurata evidentemente ha fatto calare di molto quel fenomeno che accadeva fino a qualche anno fa, dove appunto, vi ricordate, praticamente quotidianamente c'era l'episodio dell'aggressione, della rissa, del personale ovviamente di bordo che si lamentava del fatto di subire insulti, eccetera. Insomma, c'era di tutto e di più. Quei fenomeni fortunatamente sono fortemente diminuiti grazie all'intervento che è stato regionale e messo in campo poi dalle aziende di trasporto pubblico locale. Allora, un'altra telefonata subito. Buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno Nicola. Nicola, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, complimenti a Roberti perché ha specificato che appunto le province servi le province legate della sinistra, sappiamo. Prima mi pareva di aver sentito Harry Potter perché lui sa tutto, la sinistra sa far tutto e trova mille problemi come sempre, insomma. Quello che mi dà tanto fastidio è Piazza Garibaldi, no? Vedere queste povere forze dell'ordine che sta là in piedi, vestiti con sto caldo, ferme là, a fare che deve babysitter questi delinquenti. Questa è una cosa che per me è inconcepibile, perché quella gente andassi veramente, cioè dare mano libera alle forze dell'ordine, perché mi dà fastidio vedere questi poveri ragazzi fermi, questi qua che bevi, che cantano, li sono passati ieri sera, i bevi cantavano, cioè è fastidioso. E l'ultima cosa, decreto sicurezza, che la sinistra chiama decreto paura. Ma secondo me la paura la cacchi la coscienza sporca, tipo centri sociali, autonomi, antagonisti. Se mi ferma anche 3 volte al giorno, non ho nessun problema, veramente, proprio anzi sono tranquillo quando li vedo. Grazie, buongiorno, complimenti. Grazie Nicola, buona giornata. Insomma, che dire, sono totalmente d'accordo. D'accordo con Nicola. Il decreto sicurezza va a intervenire su particolari reati, andando ad inasprire alcune pene, andando a creare nuove tipologie di reati, ma rimane il fatto che se uno non commette nulla di male e non fa male a nessuno non ha nessun problema. Poi se questo la sinistra vuole chiamarlo decreto insicurezza, decreto paura, decreto pericolo fascista, eccetera, lo faccia, è libera di dire ciò che vuole, però i cittadini possono tranquillamente leggersi, cercando su internet, il testo del decreto e capire che se non occupi una casa, se non metti le mani addosso alla polizia, se non fai nulla di male, nulla hai da temere, esattamente come prima, e così sempre sarà. Anzi, questo è una tutela in più proprio per quei cittadini che non commettono nulla di male, perché per esempio c'è un tema che era quello degli alloggi occupati abusivamente. No? Ad esempio. Allora, se un decreto serve per poter sgomberare in minor tempo una casa occupata, forse il cittadino per bene magari è contento,
perché magari è quel cittadino che ha fatto degli sforzi, ha fatto dei sacrifici per poter fare un investimento per i propri figli, rinunciando perché ha tirato la cinghia per una vita per poter risparmiare e avere una casa da poter lasciare ai propri figli. E quella casa magari la prima volta che l'affitti o la metti in affitto, oppure non l'hai ancora affittata, ti entra qualcuno, te la occupa, magari quel cittadino è più contento di sapere che c'è un decreto che ti permette di sgomberare più facilmente. È chiaro. Allora, dobbiamo fermarci per l'ultima pausa pubblicitaria di questa mattinata, ci rivediamo subito dopo, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora in compagnia dell'assessore Pierpaolo Roberti, che è qui con noi quest'oggi, questa mattina, per rispondere anche alle vostre telefonate, alle vostre richieste. Abbiamo parlato anche di sicurezza, insomma l'hanno introdotto l'argomento un po' anche i nostri telespettatori. Nell'ultimo periodo si parla forse più, appunto oggi sul giornale, di furti, ma abbiamo visto anche nel recentissimo passato il problema delle risse in centro città che insomma ha interessato un po' i soliti luoghi, no? Attenzionati anche dalle forze di polizia e dalle forze dell'ordine. Su questo fronte si sta andando avanti, insomma, in qualche modo? Sta andando molto avanti, come sappiamo abbiamo vissuto un periodo di zone rosse, sì, che a prescindere dal nome, che mette un po' di ansia perché timore, la sì, zona rossa non evoca sicuramente dei bei ricordi, a prescindere da questo sono state estremamente utili, perché abbiamo visto con una presenza massiccia di forze dell'ordine sul territorio, forze dell'ordine che in virtù del fatto che era zona rossa non erano forze dell'ordine già presenti sul territorio e spostate in alcuni punti della città, ma era forze dell'ordine che arrivavano da fuori. Chiaro, e quindi erano forze dell'ordine in più per un determinato periodo. Questo ha permesso di identificare tantissime persone, di allontanare dalla città diversi personaggi poco raccomandabili, e quindi sicuramente sono servite. Dopo di questo noi teniamo presente che come amministrazione regionale, che comunque va detto ha dei poteri chiaramente limitati sul tema della sicurezza, noi possiamo contribuire, finanziare, aiutare, coadiuvare e anche dare uno stimolo su certe attività. Noi l'anno scorso abbiamo deciso in sede di assestamento, quindi esattamente un anno fa, a luglio dell'anno scorso, abbiamo deciso di stanziare delle risorse importanti a favore della sicurezza, proprio per andare incontro alla lotta a quello che si stava verificando, cioè al tema delle risse che avvenivano in alcune zone della città. Abbiamo deciso di mettere sul piatto 2 finanziamenti specifici. Uno, visto che si parla anche di furti, uno in tema di videosorveglianza per le attività commerciali, quindi abbiamo destinato solo per la provincia di Trieste e Gorizia, a favore della Camera di Commercio, che è quella che gestisce i bandi, 1 milione di euro per impianti di videosorveglianza per tutte le attività economiche. Quindi abbiamo detto alle attività economiche, alla Camera di Commercio, abbiamo detto ti diamo 1 milione, tu fai un bando per tutte le attività economiche per i sistemi di videosorveglianza. Questo perché? Perché quando c'è il furto, la spaccata in un negozio, in un pubblico esercizio, in un bar, in un ristorante, ormai lo sappiamo bene, quello che rubi è poco. Quello che rubi è poco perché ormai il contante è poco, c'è sempre più persone pagano con la carta di credito, con il bancomat, quindi c'è moneta elettronica, non trovi granché in cassa, anche perché nessuno mai lascerebbe grandi somme comunque nella cassa. Il vero danno però è la vetrina spaccata, il serramento infranto, quello sono migliaia di euro di danno per il pubblico esercizio, e l'impianto di videosorveglianza per quell'attività serve per 2 motivi. Il primo è perché è un deterrente fortissimo, perché è un deterrente perché nel momento in cui quel ladro, che non è il grande professionista ma è un balordo che va a raffare quello che può, sa che quella zona è videosorvegliata, magari sa perché c'è il cartello che dice che è zona videosorvegliata, magari ci penso un attimo, va da un'altra parte. 2, perché qualora succeda è un elemento forte per la repressione, perché quelle immagini permettono di lavorare alle forze dell'ordine e andare a prendersi chi è stato a commettere quel furto. L'altra linea di finanziamento invece che abbiamo messo in campo, sempre 1 milione di euro, sempre a favore della Camera di Commercio,
della Venezia Giulia, quindi per Trieste e Gorizia, ma per solo il territorio del comune di Trieste, 1 milione di euro per la vigilanza privata per i pubblici esercizi. Quindi i pubblici esercizi possono fare domanda alla Camera di Commercio, prendersi una guardia giurata e quelle spese vanno rimborsate al 100% con i contributi regionali. Quindi tutto quello che spendo per la mia guardia giurata davanti al mio bar, davanti al mio ristorante, viene rimborsato al 100% dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Anche questo perché? Da un lato per garantire la sicurezza del pubblico esercizio, per garantire il fatto che non succeda niente all'interno di quel locale. Però è chiaro che nel momento in cui, prima un telespettatore parlava di Piazza Garibaldi, nel momento in cui ho la guardia giurata pagata che sta là davanti, magari non ho bisogno della polizia, della camionetta della polizia che stia ferma tutto il giorno là ad aspettare che succeda qualcosa. Magari posso avere semplicemente la guardia giurata che nel momento del bisogno può chiamare le forze dell'ordine e farle venire immediatamente e comunque essere già di per sé un elemento di garanzia, perché anche quello ovviamente è una divisa, è formata, ha una sua titolarità, ha una sua autorizzazione per stare in quel posto concessa dalla prefettura, quindi insomma ha titolo per stare là e per controllare quella porzione di territorio. Allora, un'altra telefonata subito, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Piero. Piero, buongiorno. Roberti, una curiosità, ma non si offre nessuno a fare il segretario di partito, perché ho visto che l'ultimo congresso, chiamiamolo così, è stato rieletto di nuovo Salvini. Io non so, non capisco un Zaia, un Giorgetti, un Federica, possibile che nessuno non si propone? Io tra l'altro riporto come ex elettore della Lega, non mi piace il suo comportamento, cioè lui si espone troppo, ma guarda la differenza tra Meloni, cioè Meloni sta sempre in mezzo, mentre lui è la maglietta di Putin o il cappello di... ma non può rappresentare un partito, il segretario di un partito, ci vuole una persona più seria, mi dovete dare un momentino una struttura più seria, uno fa i calcoli, vede quanti voti ha perso, sta facendo la fine dell'altro Matteo, quell'altro come si chiama? Renzi. Renzi, che è partito da 40 cosa adesso è arrivato a 2, a un certo punto voi stessi, non so se avete paura, non ho mai capito, ma possibile non mettete mai in discussione questa persona? E questo è un punto. E secondo volevo dire, sulla sicurezza, dicono che non ci sono soldi per prendere più poliziotti e una cosa e l'altra. Abbiamo 90.000 militari, 7.000 sono al confine del Libano e poi qualcuno in giro. Ma perché non mettiamo in strada i militari? Io so che viene l'orticaria alla sinistra, non so perché, ma quando vedono i militari, però un po' di militari che girano, che fanno, ma sono deterrenti. Io ho visto, andando non so, in Egitto, in altre parti, quella gente ha più paura del militare che del poliziotto. Difatti anche in Italia, io vedo sempre bastonati i poliziotti, ma non ho mai sentito bastonato un militare. Forse vedo una figura più decisa, non so, non riesco a capire. Ma perché non sfruttiamo i militari? Non solo quando c'è l'occasione per difendere qua, difendere là. Qualcuno che gira, specialmente di sera a certe ore, andrebbe fatto. Abbiamo questi militari, ma cosa ci servono? Visto che per il momento non siamo in guerra, sfruttiamoli. Gli pagano qualcosa per stare in caserma? Mandiamoli in giro. Chi se ne frega se la sinistra viene l'orticaria? Se ne prenderanno la crema e faranno passare l'orticaria. Grazie. Grazie Piero, molto deciso insomma nelle sue richieste Piero. I militari che ha citato già si utilizzano con l'operazione Strade Sicure. Ad esempio, sono usati in modo limitato e sono utilissimi, io li ringrazio tantissimo per il lavoro che fanno. Ma sono utilizzati in un modo limitato perché hanno ovviamente competenze specifiche diverse, quindi non è soltanto un problema di volontà di utilizzarli o meno. È vero, a una certa parte politica viene l'orticaria, ma a prescindere dal tipo di divisa, qualsiasi divisa verrebbe da dire. Detto questo, battuta a parte, hanno dei compiti specifici diversi, hanno una preparazione diversa, hanno una formazione diversa. Tant'è che i militari di Strade Sicure che vedete in città, che vedete nelle nostre comunità, che vedete un po' in giro in tutta Italia, che vengono utilizzati per motivi di sicurezza, non fanno gli stessi servizi delle forze dell'ordine, delle forze di polizia, ma quasi sempre, anzi sempre, vengono utilizzati per presidi fissi, su obiettivi sensibili, ed è un ruolo utilissimo.
Purtroppo l'ha accennato come una battuta e spero che veramente abbia ragione per il momento, anzi che continui così, perché ha detto per il momento non siamo in guerra e non abbiamo bisogno, no, visto i venti che stanno girando. Ma quella è la loro preparazione, cioè un obiettivo sensibile che può essere, dico quello principe in questo momento perché il periodo è particolarmente delicato e soprattutto perché è una zona sensibile da sempre sostanzialmente. La sinagoga, davanti alla sinagoga posso scegliere di mettere una pattuglia della polizia oppure una camionetta dei militari dell'operazione Strade Sicure. Certo. Qual è la differenza? Che se io ho a disposizione la camionetta, posso metterci la camionetta e quella pattuglia della polizia che sarebbe stata ferma là tutto il giorno può fare il controllo del territorio. Può fare altro, il controllo del territorio non lo può fare il militare e noi abbiamo bisogno del controllo del territorio. Dobbiamo liberare di maggiori compiti possibili le forze di polizia invece. E questo è un modo. E in questo momento i militari di Strade Sicure ci danno una mano sugli obiettivi sensibili che sono quello che ho appena detto, ma è anche il porto, è anche il confine, perché ricordiamoci che stiamo vivendo la sospensione di Schengen dovuta proprio alle crisi internazionali che si sono venute a creare dopo il 7 ottobre 2023. Certo. Quindi con il pericolo di infiltrazioni di terroristi da quel confine. Quindi insomma sono utili ma non possono essere utilizzati indiscriminatamente, proprio perché fanno un lavoro diverso, completamente diverso, e quindi per il loro lavoro possono essere utilizzati, ma possono utilizzare tanti strumenti e stiamo cercando di metterli in campo tutti quelli di cui disponiamo. Cioè, quando si parla della famosa sicurezza integrata vuol dire questo, vuol dire che non ci si può affidare soltanto a un unico soggetto per garantire la sicurezza. Non si può pensare che la Polizia di Stato piuttosto che i Carabinieri facciano sicurezza appunto. Certo, ci sono loro che sono cardini fondamentali, ma ci sono anche i militari, c'è anche la Polizia Locale, c'è la Guardia di Finanza, ci sono le guardie giurate, ci sono gli addetti alla vigilanza, c'è il volontariato, c'è di tutto. Tutto quanto deve partecipare a fare in modo che venga garantita maggiore sicurezza possibile alle nostre comunità. Per quanto riguarda invece, e non voglio evitarla, tema Lega, organizzazione del partito tema appunto politico, al suo interno, no? Fare il segretario di partito non è qualcosa di facile. Prima chiedeva come mai non c'è nessuno che vuole fare il segretario. Non è qualcosa di facile, non è qualcosa che tutti sono in grado di fare, è qualcosa di estremamente complesso perché sei sotto i riflettori dalla mattina alla sera non soltanto per il tuo ruolo istituzionale ma anche per il tuo ruolo politico. Matteo Salvini è quello che ha preso la Lega, che sostanzialmente era quasi scomparsa, e l'ha portata al 34%. E poi è facile dire adesso è scesa, siamo di nuovo al 9, al 10, al 13, al 14 in Friuli Venezia, quello che c'è. Però la verità è che l'ha presa che era bassissima, che era quasi scomparsa, e l'ha presa in mano, l'ha risollevata e l'ha portata al 34%, portandoci un risultato incredibile. Però penso che soprattutto la fortuna della Lega è quella di avere, e ne ha citati un po' di nomi, di avere poi sotto al segretario federale una struttura con delle persone di una capacità istituzionale e politica fuori dal comune, e ne ha citate alcune. Ha citato Zaia, ma potrei metterci, ha citato Federica, ma potrei metterci Federica, no? Potrei metterci dentro Giorgetti, potrei metterci dentro tantissime persone che hanno delle capacità indiscusse, riconosciute tanto dalla maggioranza quanto dall'opposizione, e che aiutano ovviamente, coadiuvano il segretario federale a garantire che non il partito, che i programmi e le idee che propone il partito possano essere portate avanti. Vadano avanti, in qualche modo, appunto dicevamo, esce spesso il nome proprio di Massimiliano Federica per appunto la segreteria. A proposito proprio di Federica... Esce spesso, ma non da lui. Ma non da lui, da più parti, è vero, è vero.
A proposito appunto della mozione, no, che sarà portata domani appunto in Consiglio regionale e poi diceva appunto ci vogliono alcuni giorni proprio per il ragionamento su questa mozione. Nel frattempo però i lavori del Consiglio regionale vanno avanti, su quali temi andranno avanti? Sì, intanto ci vogliono alcuni giorni per il ragionamento, non perché c'è bisogno di ragionarci su, certo. È proprio perché è previsto da regolamento. Cioè il regolamento dice quando tu metti la fiducia vuol dire che è una questione talmente tanto importante, delicata che è bene che tutti quanti si fermino e ci ragionino su per almeno 3 giorni. È proprio previsto. Siccome il Consiglio inizia domani che è mercoledì, sì. I 3 giorni cascherebbero durante il weekend, si va la settimana prossima e ci si prende il tempo necessario per poter dire, perfetto, adesso siamo in aula e votiamo. Ma il Consiglio regionale è stato convocato per tanti altri argomenti. È chiaro che qui ci sono delle norme che riguardano le infrastrutture, ci sono delle elezioni, delle nomine che devono essere fatte dal Consiglio regionale, ci sono le mozioni e provvedimenti portati dall'opposizione, c'è un po' di tutto. È chiaro che non è la mega seduta dell'anno, e il pezzo forte sarà ovviamente la mozione di fiducia, ma perché? Perché noi in realtà tra meno di un mese siamo in aula di nuovo su un provvedimento che invece è molto importante, perché è l'assestamento di bilancio. Dove là vanno la stragrande maggioranza delle norme, soprattutto quelle finanziarie. Quindi, perché l'assestamento è un piccolo tesoretto. Di luglio, insomma, occupa i lavori, sta già occupando i lavori, perché in realtà l'iter per l'approvazione dell'assestamento è già iniziato. È già iniziato con la prima approvazione in giunta, è già iniziato con il passaggio al Consiglio delle Autonomie Locali, che è un organismo che raccoglie i sindaci che danno un parere sul provvedimento, ed è una manovra che già adesso vale oltre 860 milioni di euro e che magari si arricchirà ancora di più nel corso d'opera. Però partiamo già da un tesoretto di 860 milioni di euro che, ricordiamoci, dalla votazione finale del provvedimento, che avverrà la settimana del 20 luglio dovrebbe essere, dalla votazione finale di quel provvedimento vuol dire che quegli 860 milioni di euro vanno al territorio del Friuli Venezia Giulia, quindi vanno spesi a favore dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Dicevamo che a fare la parte del leone saranno come sempre le infrastrutture, ci sarà anche molta sanità, immaginiamo, però c'è un po' di tutto, ci sono autonomie locali, tutte le direzioni hanno tutto quello che hanno chiesto. Benissimo. Ma appunto siamo anche in corso d'opera, quindi è probabile che ci siano anche ulteriori passaggi, ulteriori emendamenti, anzi sicuramente, anche perché dobbiamo ancora fare il passaggio in commissione, poi ci sono tutti gli emendamenti in aula. È chiaro. Allora, sentiamo subito la telefonata, poi vediamo anche questa notizia che abbiamo visto sul piccolo, così mentre parlavamo è comparso il riquadro, eccolo qui, l'Associazione Giuliani del Mondo, no? Anche di questo si occupa l'assessore, l'abbiamo visto ieri appunto, vive e sostenuto dai nipoti degli emigranti. Sono sempre momenti importanti questi, no? Quando si ricevono appunto i rappresentanti. Sono molto importanti. È vero. Sentiamo la telefonata e poi ne parliamo. Sì. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono io? Sì, buongiorno. Buongiorno. A proposito delle province che parlavate prima, sì. Le province elettive sono solo per creare poltrone. Dice. Poltrone, per altri soldi dei pubblici buttati via. Poi si dovrebbero costituire le province. Nel Friuli Venezia Giulia, le proporzioni di territorio, per esempio la provincia di Udine e quelle di Trieste, enormi. Ho guardato i confini della vecchia provincia di Trieste prima del 1943. La provincia di Trieste comprendeva tutto il golfo di Trieste, la classe costiera, da Muggia fino a Punta Sloba. Quindi Monfalcone e Grado erano la provincia di Trieste. Certo. Mio papà è nato in provincia di Trieste. La provincia di Trieste, questi territori italiani, e compensare Gorizia con Aquileia, che l'Aquileia è legata per ragioni storiche, o anche se non basta Aquileia, anche le valli della Tisona per ragioni etiche, perché ci sono parecchi sloveni lì e quindi andrebbero bene nella provincia di Trieste, di Gorizia, ecco, qui
Questo dico io. Certamente Monfalcone, anche Monfalcone è legata con Trieste perché i cantieri, tra l'altro, quindi i cantieri di Monfalcone è cambiato il cantiere triestino, oltre a con i coniugi l'hanno fondato. Quindi il legame con Trieste è più che con Gorizia. Più che a Gorizia, direi una risposta su questo. Ecco. Allora, grazie della telefonata, buona giornata. Allora, la critica insomma mentre parlava, io sono andato a cercarmi, perché me lo tengo sempre tra le foto preferite. Sì. Allora, intanto quando si parla di province e di costi, io vorrei che si facesse un attimo di chiarezza. Le province sono state abolite in Friuli Venezia Giulia in un periodo storico, e non ne faccio una colpa a nessuno, semplicemente era un periodo storico in cui tutti quanti dicevano che le province, ed era passato questo mood, questo trend totale per cui le province fossero il male assoluto, e quindi enti inutili, costosi, stiamo buttando via soldi. E il messaggio che è passato in quel periodo è stato quasi: guardate, cari cittadini italiani, se noi eliminiamo le province abbiamo risolto ogni tipo di problema italiano, perché questo è passato. C'erano libri sugli sprechi delle province, c'erano di tutto e di più. Poi cosa succede? Si arriva alla soppressione in Friuli Venezia Giulia, la soppressione anche a livello nazionale, ma a livello nazionale serve il referendum che dice: no, guardate, abbiamo scherzato, non ci interessa tagliare le province. Nel frattempo però l'esperimento è riuscito in Friuli Venezia Giulia. Allora, i numeri della Corte dei Conti certificano l'aumento delle spese, boom del costo del personale. Questo è un articolo del Piccolo dell'epoca, in cui boom del costo per il personale dopo la chiusura delle province. No? Ma era ovvio. Era ovvio. Allora, le province costavano e costeranno non perché c'è la politica, non perché chi è che le guida è stato eletto oppure nominato. Le province costano, prima di tutto, e anzi esclusivamente, per i servizi che erogano. La provincia costa perché la strada va asfaltata e quindi serve il materiale per asfaltare la strada, i soldi per affidare il lavoro dell'asfaltatura di quella strada, ma serve anche il personale da pagare per fare l'appalto per far asfaltare quella strada. Certo. Nel momento in cui hai abolito la provincia, non hai detto quella strada non l'asfaltiamo più, quindi risparmiamo i soldi. Hai semplicemente detto gliela facciamo asfaltare a qualcun altro, in questo caso la regione. E da qui l'aumento dei costi del personale. È chiaro. E quindi perché in regione si guadagnava di più e quindi tutti gli stipendi sono stati adeguati verso l'alto. Quindi si è speso di più per avere un servizio di meno. Ma quel telespettatore dice qualcosa di più. Dice anche per quale motivo fare le elettive. Allora, su questo io, guardate, non devo convincere assolutamente nessuno. Io ho la mia idea personale. La mia idea personale è che quando fai un servizio pubblico, perché asfaltare la strada, costruire una scuola, far gestire il trasporto pubblico locale, sono servizi pubblici, certo, che hanno direttamente contatto col pubblico, e che tu voglia o non voglia hai a che fare con quei servizi, perché che tu voglia o non voglia il figlio lo devi mandare a scuola, e la strada la percorri e l'autobus se non lo prendi ti passa davanti mentre sei in macchina. E tutti quei servizi sono gestiti con soldi pubblici, quindi derivano dalle tasse dei cittadini. Per conto mio è doveroso, è obbligatorio che quella funzione venga gestita da un eletto, ma semplicemente per un motivo, perché il nominato non lo posso prendere per un orecchio e rimandare a casa. L'eletto posso dirgli: guarda, tu in questi 5 anni hai asfaltato bene la strada, hai mantenuto bene la scuola, hai gestito bene il trasporto pubblico locale, rimani, ti voto. Oppure non hai fatto bene nessuna di queste cose, non ti voto più, tornatene a casa, me ne scelgo un altro. Questo secondo me è il principio basilare e si chiama costo della democrazia. Costo della democrazia. La democrazia costa, però ricordiamoci che l'alternativa al costo della democrazia è la dittatura, è l'amministratore unico, che costa sicuramente di meno, non ha bisogno di rispondere a nessuno
E non è neanche possibile. Però insomma, limita anche un pochino le libertà e io su quella strada non ci andrei. Meglio di no. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. 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 Allora, mi volevo solo sapere una roba. Dica. In Italia è proibito coprirsi tutto il viso e tutta la testa e lasciando solo gli occhi che si vedono? Capito, le è rispondo una subito. Questione chiarissima, signora, mi scusi se interrompo perché abbiamo proprio un minuto per ma rispondere, rispondo però flash. è un tema molto Rispondo flash alla importante. signora perché è Grazie. interessante. Allora, è proibito coprirsi il viso, questo nasce ovviamente dagli anni del terrorismo e per motivi di sicurezza, però la norma prevede salvo motivata giustificazione, motivato, sì, giustificati motivi. giustificati insomma, no? motivi. Chiaro, sì. Questo cosa vuol dire? Che non, è Rientra. vietato coprirsi il viso, però se io lo faccio indossando il casco integrale perché sono in moto, ovviamente ho il giustificato motivo perché sto andando in moto. Allo stesso modo le varie interpretazioni di varie sentenze che ci sono state dicono se io lo faccio per motivi religiosi è un giustificato motivo, perché io non lo sto facendo per coprirmi e per rendermi riconoscibile, ma lo sto facendo perché la mia religione, perché la mie credenze, perché le mie tradizioni popolari, perché quando si parla di quei veli non parliamo nemmeno di religione, mi impongono di mantenere il velo. Proprio per questo si sta cercando di costruire una norma a livello nazionale per limitarne l'uso. Chiarissimo, allora grazie all'assessore Pierpaolo Roberti per essere stato con noi, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. A presto. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Arrivederci a tutti e buona mattinata. calda giornata. Buona calda giornata a tutti.